stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ma ci son cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Tu non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Non avevi perso. Tu non avevi perso Buongiorno, buongiorno, bellissima anche questa canzone, vi ho svegliato bene anche questa mattina, guardate sono tornata e vi voglio svegli, preparati, Rocco come piace alla Mirella, vivaci, perché è un momento da essere vivaci, è finito la voce del silenzio, no, dovete parlare, dovete dire, dovete chiamare. E adesso mi rivolgo alle persone diversamente giovani come li chiamo io. Non aprite le porte agli sconosciuti per cortesia, anche se si presentano con la divisa, anche se vi fanno capire che non è così che dovete fidarvi quello che state facendo voi. Chiamate la polizia locale, il 112, il 113, non chiamate nessun altro, chiamate queste forze dell'ordine, come chiamate la Mirella. Siete soli, siete deboli, siete fragili, perciò dovete partire da questo. Chi è che suona? Non conosco, punto.
si prende il telefono e si chiama come fate con la Mirella Sveglia Veneti. La voce ce l'avete, io la sento, perciò per cortesia fate questo. Detto questo, presento subito i graditi ospiti. Abbiamo in presenza Vigilio Biscaro, segretario generale del Sindacato Pensionati Italiani CGIL. Abbiamo collegato da Possagno una cara persona, Valerio Favero, sindaco di Possagno, secondo mandato civica. Buongiorno sindaco, come sta? Buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori. Benissimo, io bene. Oh, che bello, un sindaco che partiamo subito dicendo sto bene, va bene, è la miglior cosa, proprio è una medicina che fa molto bene anche a casa. Allora io partirei però da Vigilio Biscaro, questo segretario che sta cercando in tutte le maniere di far capire che è un momento difficile, specialmente per i pensionati. Questi pensionati, io ho un banco solidale, domani so cosa vuol dire, che veramente non ce la fanno più. Non ce la fanno più con queste pensioni bassissime. Io non so a chi dare la colpa, so che non si può vivere con 600, 700 euro, 500 euro, non ce la fanno. Oltretutto poi abbiamo questa generazione che non è la generazione Z come qualcuno la chiama, è la nostra generazione, quella che ci ha fatto diventare grandi, che poi si ammalano sfortunatamente perché arrivano gli acciacchi e gli acciacchi costano. Com'è la situazione, Biscaro? Allora, grazie intanto Mirella di avermi invitato e saluto anch'io Valerio Favero, con il quale, come posso dire, ci confrontiamo sulla contrattazione sociale, perciò un saluto anche a te, sindaco. Io non sono abituato a dare tanti numeri perché non rimangono in testa, no? Però rispetto alle pensioni, perché noi pensiamo che, e la narrazione nazionale ci dice che i pensionati sono ricchi, che hanno pensioni chissà astronomiche. Ebbene, il nostro ufficio studi ha fatto una ricerca e continua a farla aggiornandola ogni anno, e per il 2022 su 223.604 pensioni erogate, bene, solo il 13% supera i 2.500 euro lordi. Ecco. Tutti gli altri vanno da 500 euro, insomma, minime, le integrate al minimo, eccetera, e salgono. Bene. Questo significa che noi abbiamo fatto una ricerca in tutte le zone in cui è strutturata la provincia di Treviso. Per esempio, nella zona di Castelfranco Veneto, perciò includo anche Possagno, la media delle pensioni di vecchiaia private è sui 1.200-1.360 lordi. Quelle pubbliche sono un po' più alte, magari di 300 euro, ma questo non importa, ci porta a fare altri ragionamenti. Allora, su questo adesso c'è in discussione la legge sul bilancio del 2024 e già si dice, bene, utilizziamo la leva delle pensioni, degli assegni di pensione per fare un po' di cassa. Come possiamo pensare che con un'inflazione che adesso si è abbassata un po' 5,6, 5,4 eccetera, ma il carrello della spesa continua a superare il 10%, come possiamo pensare che questi pensionati, e non parlo di quelli che hanno la minima, parlo di questi che hanno pagato contributi per tutti i loro 42, 40 anni, 35, quelli vecchissimi che ormai sono la minoranza, potranno fare fronte all'aumento del costo, diciamo, della vita, sia per i costi energetici ma anche per i costi di cura. Non dimentichiamoci, è l'altro corno della mia informativa che vorrei dire, che gli ultra 65 anni in provincia di Treviso ormai sono la maggioranza, e se guardiamo quello che accadrà nei prossimi 10 anni, avremo meno nati, e purtroppo questo è un altro problema, ma mi fermo sui pensionati. Avremo meno personale attivo
attivo è un aumento di questi ultra 65 anni che avranno bisogno di cure. Allora, le cure, per quanto ci riguarda, dovrebbero essere appannaggio del sistema sanitario nazionale. E invece stiamo vedendo che anche qui nel Veneto, oltre al fatto della pandemia, eccetera, adesso ci si sta incamminando giorno dopo giorno verso la sanità privata. Dimmi tu, Mirella, se con queste pensioni un pensionato può dire bene, vado a pagarmi la cura, vado a pagarmi l'indagine diagnostica, vado a farmi un intervento. Ecco, non è possibile e perciò rischiamo che fra un po' ci siano le persone che possono permettersi di pagarsi la sanità e vanno ad incrementare la sanità privata. Ho visto un articolo pochi giorni fa in cui la sanità privata, cioè adesso aumenta anch'essa le tariffe, no? Si fa anche i pronti soccorsi. Certo. E a noi rimane che cosa? Rimane il fatto che oltre all'aumento della solitudine e dell'isolamento, mi fa piacere che ci sia un sindaco, noi dovremmo dare risposte anche all'assistenza di questi anziani e perciò stiamo capovolgendo la società. Una società più anziana ha bisogno di cure, meno natalità, meno attivi che danno spunto al prodotto interno lordo, che vanno a lavorare, che producono e che pagano i contributi. Ed è una questione che negli ultimi 2 o 3 anni, in tutti i confronti con i sindaci, che devo dire, al di là dei colori che non mi interessano, tutti i sindaci hanno bene in mente questa problematica qua, che è scoppiata con la pandemia. Perciò, signori, e parlo alla politica, signori, dobbiamo stare attenti perché una società che va verso questa deriva è una società che muore. Allora, prima di sentire dare la parola al sindaco Valerio Favaro, sindaco di Possagno, sentiamo un pensionato e chi volete che ci sia? Il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno a tutti gli ospiti. Innanzitutto le persone anziane non è semplice. Qui che casta su certe truffe. C'è gente che ha un poco di cuore, che fa per tanto agli altri e viene a girare per fatto che è qua. Va bene. E dopo, quello che parliamo della sanità. La sanità, fin dal 1988, Donancanten, comincia a serare gli operai. Gli operai sotto i 180.000 posti letto. Da quell'era che era fin adesso, mi viene fatto per tutti i colori. Cosa mi sembra della sanità? Che la sanità, se ti la senti vivi, se no ti muori. Questa è la storia vera, che mi sta raccontando le fiabe. Abbiamo fatto in Italia il altro ospedale, ma che posto qui che già abbiamo e delle possibilità, persone anziane, va bene, di curarli come si deve, perché quello che dice in Italia, io ho fatto gli anziani e non è giusto che venga a trattare in questa maniera. E i signori politici, non si ricorda più che chi tira li devono gli altri, gli stipendiari danno gli altri. E uno che ha pazienza 12.000 euro al mese, cosa ha avuto che gli interessa del mica che negozi di 100 o di un povero disgraziato che fa una visita, aspetta 9-10 mesi, magari uno che lavora una vita su una fornace, perché i mestieri della volta erano tutti usuranti, cominciando dal contadino all'impiegato. E cosa non mi cerca? Devo se la svegliata, in colpa e fiabe, non stiamo più crescere nessuno, non stiamo più a pagare niente e buonanotte signori. E vedremo cosa chi fa. Non si vede anche con l'autonomia, mettiamo anche scritto autonomia, ma avremo da vergognarci se capita in Francia o su un'altra parte. L'idea fa tutto. Qua accettiamo tutto e ne conta le storie. Mie storie di osterai, da quando ero piccolo che le sento, e che ne avevo 80 anni, non ne avevo pochi. Voglio dire, Mirella, se ne fosse persone come te,
Io già trovato un sistema. Ah sì, a posto, se potesse bruciarmi, vi avevo detto che mi bruciaria subito, un bel falò della rossa, ci togliamo il peso. Grazie Rinaldo, fammi sentire come commenta anche il sindaco Favero, perché voi avete la situazione, forse siete gli unici che sono vicini a queste persone, perché voi siete il punto di riferimento, non c'è provincia, non c'è regione, non c'è Roma, siete voi dove bussano alla porta cercando di avere la speranza di essere ascoltati almeno. Sindaco, quello che fate in effetti, bisogna dire anche il vero, molti, non tutti ma molti, dovrei dire, poi sono uomini anche i sindaci, perciò c'è il buono, il medio, il cattivo, il buono, il brutto, il cattivo, come quel famoso film del Far West. Allora sindaco, come commenta? No, sicuramente noi siamo, diciamo, come sindaci, i nostri comuni sono in prima linea, quindi come dicevi bene, i primi vengono a bussare qua da noi. Io ho visto anche nel post-Covid l'aumento enorme dei casi sociali che ho nel mio comune e quindi delle difficoltà, quello di cui si parlava prima, dell'isolamento di alcune persone che durante il Covid è stato forzato ma poi è continuato anche dopo, e quindi la difficoltà di poter far parlare queste persone, di farle uscire da casa, e poi tutto il tema della natalità. Noi abbiamo, il nostro Stato ha fatto delle scelte che sicuramente non sono quelle di andare incontro alle famiglie che vogliono avere dei figli, perché avere dei figli oggi, io parlo con miei coetanei ma anche più giovani che vogliono magari mettere su famiglia, come si suol dire, avere dei figli. Un tema diventa anche quello dei costi dei figli, perché sembra una cosa banale, ma effettivamente avere più di 2 figli, 1, 2, 3 figli, 4 figli, per una famiglia diventa difficile da sostenere, perché ci sono molti costi, ovviamente per dare la possibilità loro di studiare, per dare la possibilità loro di muoversi, di vivere la propria vita, diventa un costo, e quindi è brutto pensare ad una famiglia che pensa ai costi per avere un figlio. È qualcosa che non deve succedere in uno Stato come il nostro. Sulla sanità dico che ben venga la specializzazione di alcuni centri, di alcuni poli, per dare maggiore qualità a quella che è l'offerta, però non si devono abbandonare i territori, perché è necessario avere dei presidi sul territorio per dare quantomeno quello che è il primo soccorso ai nostri cittadini. Ed è stato quello che è stato tagliato per primo, sindaco, i presidi nel territorio. Certo. Questo è il problema grande che noi abbiamo e viviamo. Noi vi sentiamo parlare molto di strutture, di cemento, di ponti, di strade, ma poco di servizi alla persona, che è quello che serve in questo momento. Il PNRR è molto chiaro, nel senso che l'Europa dice: io ti do questi soldi, una parte te li regalo, una parte me li restituisci, anche se a tassi molto bassi. Però in Europa noi abbiamo i nostri parlamentari, che sono i nostri politici, molti dei trombati ancora, lo dico sempre, sono ancora là, qualcuno ancora là, ma noi abbiamo bisogno di persone preparate e competenti, sindaco, e lo dico anche a Biscaro. Nel senso, cosa vuoi che sappia l'Europa se il Veneto o Treviso, Padova ha bisogno di sale operatorie, di cosa ha bisogno? Lei dice, in generale io do per questo, ma se noi avessimo dei politici preparati, farebbero dei piani a lungo termine dove si dice: noi nel nostro territorio abbiamo bisogno di questo, non abbiamo bisogno di ulteriori cose che voi ci dite, perché ne abbiamo già, fateci spostare questi soldi dove veramente servono. No, perché non ci sono. Non abbiamo squadre che portano a casa progetti per migliorare la qualità nostra della vita. Eppure i soldi ci sono, ma siamo gli ultimi della classe. Come mai la Spagna riesce a portare i progetti, a avere tutti i soldi e li spende? Cito la Spagna tanto perché è qui vicino a noi, perché sono squadre da anni portate in Europa, preparate, con persone che sanno cosa vuol dire presentare dei progetti veramente importanti e riescono ad avere i soldi. Noi siamo dei geni, però in politica siamo all'ultimo gradino. Perché?
quasi sempre, non sempre, ma quasi tutti i politici non sono all'altezza della situazione. Questo è il problema. Noi abbiamo persone, ve lo dice una che si confronta, che delle volte io mi domando, ma chi è che ha messo questo qua? Ma da dove vengono fuori questo? Non sanno neanche di cosa parli, perché le grandi segreterie, che è quello che hanno dominato la questione politica in Italia, hanno deciso che il cittadino non doveva contare niente, hanno tolto anche le preferenze e sono loro che decidono chi mandare. E noi qua, non abbiamo neppure più il coltello, sindaco Biscaro. Mirella, però... Scusami, non voglio interromperti. No, allora, questo è il bello. Grazie. Allora, non dobbiamo dimenticarci però che quando c'è stato il referendum per diminuire il numero dei deputati e dei senatori, ragionamenti sulla competenza e sul ruolo dei politici è stata fatta, così come è stata fatta anche la discussione sulla necessità di avere una legge elettorale adatta alla nuova situazione. È stato fatto? No, non è stato fatto. No, Biscaro, non ci sto. No, Biscaro, non ci sto. Allora, ma chi è che informa i cittadini di quello che c'è veramente? Neanche i sindaci, quando c'è stato, c'è stato l'unione o la fusione dei comuni, il cittadino che è andato a votare, il paesano che è andato a votare, non sapeva neanche cosa votava, perché il sindaco, se non era favorevole o all'unione o alla fusione, dirottava in base a quello che voleva lui. Ma se tu chiedi al cittadino, scusa, cos'è l'unione e la fusione, vuoi vedere quanti rispondono? Allora, ecco, qui, e così è la politica. Qui spezzi una lancia a favore di un nostro obiettivo, che è anche l'obiettivo di tanti comuni, e nella Castellana Possagno è uno dei comuni interessato alle fusioni. E l'altro giorno ho visto che c'è un progetto di legge regionale che abbasserà il quorum sul referendum per adire, come posso dire, tutta la procedura per fare la fusione. Non è vero dappertutto, almeno la mia esperienza è questa, che in provincia di Treviso l'informazione per i cittadini non c'è stata. Nella zona dove insiste proprio il nostro caro sindaco c'è stato uno studio e ci sono stati incontri con le associazioni datoriali, le associazioni di volontariato, le cosiddette parti sociali. Deboli. Sociali, perciò Confindustria, Confartigianato, eccetera, Confcommercio, eccetera, per far capire l'importanza di questo strumento. Perché per rispondere ai nuovi bisogni non ci sono tante strade. Dal centro arrivano risorse che invece vengono tagliate sistematicamente, arrivano risorse in più rispetto a quelle che i comuni hanno, oppure bisogna fare in modo che ci siano delle aggregazioni. Noi parliamo chiaramente di fusioni e non unioni, aggregazioni, eccetera, perché l'esperienza ci ha fatto dire che questa è la soluzione per dare le risposte che dicevi tu. Allora, tu prima, nel confronto rispetto ai deputati, senatori, referendum, eccetera, eccetera, mi hai detto che non è andata così. È andata così purtroppo, Mirella, perché il referendum c'è stato, uno ha risposto di sì, uno ha risposto di no. Bene, ma fatto il referendum, le forze politiche, e sono tutte là, hanno il dovere oggi di modificare le leggi per le quali non può più esistere che le segreterie dei partiti, e qui hai ragione, scelgono i candidati. Ma i candidati devono essere scelti dal territorio, e perciò le forze politiche che insistono nei vari territori devono fare un lavoro, diciamo, di formazione e di informazione per scegliere il candidato migliore per una forza politica, per l'altra forza politica, eccetera. E non assolutamente un nominato. Questo non l'abbiamo fatto. Pubblicità e poi andiamo dal sindaco Favero. E
E diamo subito la parola a Valerio Favaro, che fra poco ci deve anche lasciare, per capite gli impegni che ha un sindaco. Questi sono veri impegni. Prego, sindaco. No, sul tema della rappresentatività, io sono veramente d'accordo con voi. Con l'attuale legge elettorale potrebbero esserci davvero un parlamentare per ogni partito, in buona sostanza, perché se non diamo la possibilità di scegliere ai cittadini chi vuole che diventi il proprio parlamentare che lo rappresenti, allora a quel punto decide il segretario di partito per tutti, per il partito. Perché? Perché oggi il rapporto di forza è questo: io partito ti ho dato il posto in Parlamento e quindi tu fai ciò che dico io partito. Mentre se ci fosse la possibilità di scegliere il proprio candidato, quel candidato ci mette la faccia, che è una cosa importante. Nelle ultime elezioni con questa legge elettorale io non ho visto comizi, non ho visto persone elette che abbiano mai parlato con la gente, che si siano mai esposte dicendo: se vengo eletto io vorrò portare avanti questa e questa iniziativa, e quindi ci mettono la faccia e portano a casa i voti per il partito, e dopo saranno loro stessi andare dal partito a tirare la giacchetta al segretario e a dire: attenzione, noi avevamo detto che facevamo A, B e C, non lo stiamo facendo, e quindi io ci ho messo la faccia e voglio che il mio partito faccia queste cose, cosa che invece oggi è completamente rovesciata. Cioè il partito dice: io ti ho messo là e tu devi votare e fare ciò che dico io, punto. E quindi abbiamo rivoltato completamente quella che è la rappresentatività. Quindi a mio avviso è stato anche travisato il significato di quel referendum della riduzione di parlamentari, perché se un parlamentare fosse rappresentativo del proprio territorio è stato un errore ridurre la rappresentatività nella realtà. È che con la legge elettorale di oggi, ripeto, potevano essercene uno per partito, è più che sufficiente con questo tipo di legge elettorale, mentre aver ridotto la rappresentatività oggi semplicemente fa in modo che avremo ancora più distanza rispetto a un parlamentare che dovrebbero essere i parlamentari del territorio. Ma oggi non è così. Se cambiasse la legge elettorale sarebbe una cosa fondamentale per tutti, perché poter avere una persona che ci mette la faccia e che quindi difende il proprio territorio, difende quelle che sono le linee che ha portato avanti in una campagna elettorale, e allora cambierebbero tante cose. Abbiamo Franco da Venezia. Ciao Franco. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire, scusi, c'è ancora il sindaco che parla? No, vai. Ah, ecco, allora buongiorno a tutti, in particolar modo a te Mirella, di cui sottoscrivo ogni parola che hai detto. Dopodiché nel merito dico, al di là che ci propongono le liste bloccate, dovrebbe finire quello che a mio avviso è una vera iattura, che cioè uno può fare il parlamentare, il consigliere regionale, il sindaco, uno deve occuparsi di una cosa sola. O fai il consigliere regionale o fai il sindaco, non può essere che tu ti occupi di tutto e di più. È impossibile, quella giornata è di 24 ore. Ecco, anche sotto questo aspetto qua non vedo che se ne parla. Riguardo poi le liste bloccate, non ne faccio una cosa personale, mi scuso anticipatamente con il segretario del CGIL, ma vediamo che poi quando arrivano le elezioni vediamo la Camusso, voglio dire, di qua, dall'altra parte la segretaria della CISI, non mi ricordo, che sono in Parlamento. Quindi voglio dire, siete credibili se dite che protestate sotto questo aspetto qua. Quando accettate questo sistema, l'accettate sino in fondo, e mi sembra che non protestiate poi neanche tanto. Poi riguardo ai pensionati volevo segnalare sommessamente riguardo l'indice Istat per quanto riguarda il costo degli affitti. Negli ultimi 2 anni sono cresciuti di circa 50 euro mensili, quindi 100 euro nel giro di 2 anni su un affitto non sono pochi, che vanno ad aggiungersi agli altri rincari, la spesa, eccetera, eccetera. Poi oggi ci dicono che ci sarà il rincaro del gas e che costerà 1.200 euro a famiglia.
Allora, sappiamo benissimo, almeno lo so io e si può verificare, che le aziende che erogano il gas sono tutte partecipate dei comuni, per cui il sindaco potrebbe, cioè è affermativo il sindaco, cioè questo è, sono delle aziende partecipate dai comuni. Allora, se i comuni in qualche maniera potessero intervenire sotto il profilo delle tariffe, sarebbe cosa buona e giusta. Poi se io suggerisco inoltre di andare a vedere le grandi reti di distribuzione, mi sembra che possa essere l'Italgas. L'Italgas SPA che fa la distribuzione, c'è la SNAM, mi sembra che come, adesso io non vorrei fare di tutto un fascio, però sarebbe anche interessante andare a vedere come funzionano le cose, perché le aziende comunali si rivolgono a questa grande società che gli dà il gas, ecco, no? E poi anche loro devono essere, voglio dire, se comprano a 5 cosa fanno? La vende a 5? No, perché il costo di personale eccetera eccetera, quindi può esserci un evidente rincaro. Allora non si può questo circuito a intervenire in maniera, mi rivolgo a... È caduta la linea? È caduta la linea. Comunque ti ringrazio Franco, hai spiegato con le parole semplici anche quello che pensi ed è giusto, sono critiche costruttive. Ecco, ricordiamo che le telefonate sono costruttive. Allora Sindaco, prima di lasciarci, poi sentiamo anche Vigilio Biscaro come commenta questa telefonata. No, dico, allora, per quel che riguarda il gas, in realtà alcuni comuni, non tutti, hanno delle partecipazioni all'interno di Asco Piave, quindi in realtà di Asco Holding, che poi le ha in Asco Piave, ma sono delle SPA che hanno delle logiche diciamo diverse. Mentre per quel che riguarda l'acqua, con ATS abbiamo anche abbiamo cercato come sindaci e ovviamente grazie alla disponibilità dell'amministratore delegato di ATS di trovare delle soluzioni per cui quando ci sono delle situazioni di difficoltà segnalate dai comuni, dagli assistenti sociali dei comuni, ci sono degli sgravi, c'è la possibilità di chiedere appunto la riduzione del costo dell'erogazione, anche perché insomma l'acqua è un bene fondamentale e non possiamo togliere l'acqua a nessuno. Mentre per il gas è qualcosa di un po' diverso, ci sono, come c'è per l'energia elettrica, degli incentivi a livello nazionale per chi ha un ISE basso, però noi non possiamo incidere nella realtà sulla tariffa del gas in maniera precisa, mentre, ripeto, su quella dell'acqua è stato fatto questo accordo con ATS. Allora Sindaco deve scappare, rimane ancora? Io purtroppo devo andare perché, come faceva notare bene il signore al telefono, di impegni come sindaco ce ne sono tanti. Non so come fa chi ha più cariche, perché io faccio fatica a tener fede a tutti gli impegni che ho io come sindaco. Grande, bisogna dirle ste robe in politica, bravo Sindaco. Intanto ringrazio veramente Valerio Favaro, Sindaco di Possagno, secondo mandato civica, però abbiamo un altro Sindaco, grazie Sindaco, a presto. Grazie a te e a tutti i tuoi telespettatori. Grazie. Andiamo con Matteo Guidolin, Sindaco di Riese Pio X, secondo mandato civica. Buongiorno Sindaco. Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, prima di dare la parola anche al Sindaco Guidolin, sentiamo come commenta Biscaro sia la telefonata di Franco che quello che ha detto il Sindaco Favaro. Io la metto in positivo perché se parliamo del passato ce n'è per tutti rispetto alle critiche sui politici, perché è vero che oltre a tante competenze manca anche il senso del bene comune in chi noi votiamo e poi portiamo, diciamo, in Parlamento perché facciano gli interessi del nostro Paese. Volevo però solo dire rispetto all'ascoltatore, a Franco, ecco, che con i sindaci, compreso anche Guidolin,
noi riusciamo e siamo riusciti a fare in questi anni, attraverso il loro apporto, degli accordi con Savno, con l'ATS, e adesso tentiamo di farlo anche con Contarina, per diminuire, abbassare, ecco, per abbassare il costo, ecco, per abbassare il costo rispetto a chi, presentando un ISEE normalmente sotto i 15.000 euro, per abbassare il costo dell'energia e anche dell'acqua. Siamo riusciti a farlo a Savno, lo abbiamo rinnovato, siamo riusciti a farlo con ATS, lo abbiamo rinnovato, adesso tentiamo di farlo anche con Contarina. Perciò l'impegno, diciamo, sociale che CGIL e CISL UIL, perché lo facciamo ed è giusto così, unitariamente, su questa partita dell'aumento, ecco, del costo della vita rispetto a questi costi energetici, noi lo facciamo. Quello che manca sinceramente è un altrettanto importante intervento da parte del governo, perché oggi come oggi noi siamo sicuri che in autunno, quando sarà finita tutta questa, come posso dire, estate strana che stiamo vivendo, cominceranno a riaumentare i costi, i beni di prima necessità, e perciò ci deve essere un intervento. Questo significa fare delle scelte. Prima parlavo dei pensionati, delle pensioni, no? Bisogna fare delle scelte. Aiutiamo le famiglie oppure guardiamo solo il deficit, che è vero, o il debito pubblico, guardiamo l'economia in generale, oppure approfondiamo i bisogni e diamo una risposta a questi? Perché la domanda, ho finito, perché l'inflazione che c'è è anche perché abbiamo una compressione della domanda interna. Noi dobbiamo avere la possibilità di poter spendere di più se vogliamo ripartire. Sebastiano, vai Sebastiano, ben arrivato, ciao. Grazie, buongiorno anche a lei signora Mirella, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io volevo dire soltanto due cose. La prima cosa dico, no? I sindacati a che cosa servono? Alla fine servono anche per tutelare pensionati e lavoratori. Io però non vedo, ci sono tutti aumenti, ora ci sarà di nuovo l'aumento dei gas, perché prima viene l'estate e aumenta la benzina perché la gente va in vacanze, quindi si aumenta la benzina, i sindacati non ci fanno vedere nessun sciopero. Aumenta la vita, non puoi andare più a fare la spesa che proprio è come se ti fanno una rapina, perché con 100 euro ti riempi sì o no 2 sacchettini piccoli se va tutto bene, e però non vediamo nessuno che organizza uno sciopero generale di tutti questi aumenti che ci sono, e lo Stato è complice di tutti questi aumenti, perché io dico, uno Stato forte se vuole può dire: Ciccio, tu a questo prezzo non lo vendi, perché assolutamente no, e però lo Stato purtroppo ci fa fare. La seconda cosa è purtroppo la violenza che c'è stata a Palermo di quel gruppo di, non dico animali, perché di animali non è, perché gli animali non si comportano così, gli animali sono meglio degli uomini. Ora io dico, uno Stato serio dovrebbe intanto a questi 7 ragazzi, quando sono andati in galera, che avevano paura che venivano picchiati e tutto, a me non me ne frega niente, prima ci pensavo e poi magari ne parlavamo. Siccome loro se ne sono fregati di quella povera vittima, e una mamma di questi ragazzi qua ha detto no, ma la ragazza era d'accordo, ma forse è abituata a questa signora ad andare con 7 uomini, io penso che quella ragazza non voleva andare con 7 uomini. Quindi quello mi vergogno, è una donna a dire queste cose, io mi vergognerei da donna, mi vergognerei, e io spero che ci saranno dei giudici che condanneranno pena severa a meno 20 anni, ma questi neanche ci faranno neanche un anno purtroppo, perché siamo in Italia. E intanto la salute, mi scusi per lo sfogo. Ci mancherebbe, grazie. Grazie Sebastiano. Allora, prima di dare la parola al sindaco Matteo Guidolin, andiamo a vedere questa processione
Papa Pio X, queste importanti giornate, la gente non andrà a votare. Assicura poco, però in processione di sicuro è l'unica cosa che gli rimane, che è sicura che farà bella figura. Andiamo a vedere la processione di Papa Pio X. Oltre 500 fedeli sono sfilati ieri sera in processione davanti alla casa natale di San Pio X, nel giorno che la Chiesa gli ha dedicato. Una celebrazione che si ripete da tempo a Riese, ma che quest'anno ha un significato molto particolare. Un momento di riflessione in attesa del ritorno in paese del corpo di Papa Sarto il 7 ottobre, dopo la sosta per un giorno nella cattedrale di Treviso. E ieri sera in tanti hanno seguito prima la celebrazione presieduta dal vescovo di Vicenza nella parrocchiale, che non ha potuto contenere tutti. In tanti infatti sono stati accolti sul sagrato per poi seguire la reliquia e le effigie del Papa trevigiano, che hanno sfilato lungo la via principale del paese fino alla casa di Giuseppe Sarto, per poi tornare per la benedizione finale. In tutti, oltre all'attesa per il ritorno a casa del Santo Padre trevigiano, anche la consapevolezza delle radici del suo pensiero ancora attualissime, per un Papa che difese gli ultimi da parroco, da vescovo e da capo della Chiesa, e che morì nella sofferenza dello scoppio della Grande Guerra, che sapeva avrebbe avuto un tragico tributo in vite umane. Forse Papa Pio X viene qui per chiederci: ascoltiamo il grido dei poveri, dei migranti, degli oppressi. Ascoltiamo il grido della terra, accogliamo dunque il pellegrinaggio delle spoglie di San Pio X come una straordinaria occasione per riappropriarci in questo nostro tempo delle radici che lo hanno generato. Allora Sindaco, intanto complimenti perché per essere riuscito ad essere vicino a queste persone che veramente, guardate con quanta devozione, con quanta pacatezza, silenzio, assorti in quello che magari loro, dentro di loro, stanno chiedendo a questo Papa, a questi papi, anche l'ultimo, guardate dove sta arrivando, non riesce neanche a reggersi in piedi, eppure pur di aiutare, di cercare di dare un messaggio positivo a queste persone che non hanno niente rispetto a quello che abbiamo noi, e ci lamentiamo perché a noi non basta, giustamente con quello che paghiamo diremo, però è così. Prego Sindaco. Sì, buongiorno a tutti di nuovo. Noi ci stiamo preparando per questo momento che per noi è storico, il ritorno di Papa Pio X nella sua terra natale dal 6 al 15 ottobre appunto, e per un pellegrinaggio dell'Urna del Corpo che veramente per la prima volta qua a Riese dopo 120 anni avremo di nuovo il nostro concittadino più celebre, e ci stiamo accorgendo che è ancora una figura che attorno alla quale la gente si riunisce, si ritrova, ed è un punto di devozione ma anche di speranza in un momento storico particolarmente difficile, complicato, e in cui magari vengono a mancare veramente i punti di riferimento. Lui rimane per la devozione popolare veramente una figura molto importante, per cui stiamo cercando di prepararci al meglio, insomma, e speriamo di farlo, insomma. Sentiamo anche Vigilio Biscaro come si sta preparando, perché anche lui ha qualcosa in serbo, stanno facendo una preparazione importante. Prego Biscaro. Sì, io sono rimasto colpito, caro Sindaco, appunto dalla compostezza di questa manifestazione. Se riuscissimo a trasportare anche in chi ci amministra, in chi ci governa, questa capacità, ecco, di ricevere il messaggio che da questo punto di vista Pio X, insomma, ha dato,
a tutto il mondo, non solo ai credenti eccetera, ma a tutto il mondo, noi avremmo fatto un passo in avanti. Ma voglio dire, Sebastiano prima parlava, il sindacato non fa sciopero, eccetera. Sulle problematiche che abbiamo discusso questa mattina, cara Mirella, la CGIL il 24 giugno era a Roma in difesa del Servizio Sanitario Nazionale, perché si facciano più investimenti sul servizio sanitario e non tagli come sta facendo purtroppo anche, dico purtroppo, anche questo governo. Ma il 7 ottobre saremo ancora a Roma perché ci sono tutte le altre questioni che sono rimaste sospese nel confronto con il governo e si tratta del fisco, e si tratta delle pensioni, e si tratta del potere d'acquisto delle retribuzioni, perciò sistema contrattuale, legge sulla rappresentanza, eccetera, eccetera. E perciò discuteremo in quella manifestazione, che spero sia grande, perciò Sebastiano, non so da dove tu abbia telefonato, da Abano, ecco, prendi contatto con le Camere del Lavoro di Abano e sicuramente un posto in pullman o in treno lo troverai, perché il sindacato fa questo di mestiere, ha degli obiettivi da portare a casa rispetto a chi rappresenta, e noi rappresentiamo i lavoratori dipendenti e i pensionati, e abbiamo questi strumenti, non abbiamo altri strumenti. Speriamo che la politica, e cioè il Parlamento, ci dia una mano su questo. In primis il governo, perché oggi per esempio ci sarà un ulteriore tavolo di confronto tecnico sulla previdenza, opzione donna, lavori usuranti, lavori gravosi, e se avremo risposte bene, ma se non avremo risposte noi dobbiamo andare avanti e continuare con la mobilitazione, perché non ci regala niente nessuno, e siccome noi siamo ancora creditori, parlo adesso dei pensionati, ho finito, siamo ancora creditori di una perequazione che è stata fatta non completamente per il 2023, spero che nel 2024 il governo dia, come posso dire, dia soddisfazione alle nostre richieste, che tra l'altro non sono richieste di parte, sono richieste relative a una norma giuridica che c'è. Ecco, questo noi chiediamo, perciò il 7 ottobre approfitto di questo anche pulpito, sai, per informare, ecco, CGIL, CGIL, CISL, UIL o solo CGIL? Purtroppo solo CGIL. Capito? Però insomma questi problemi qua li hanno tutti, li hanno sia gli iscritti a CGIL, a CISL o UIL, li hanno tutti i non iscritti, perché tanti purtroppo non capiscono l'importanza di questa mobilitazione. Perché prima si diceva dei salari, noi in 30 anni abbiamo perso quasi il 2,9% di retribuzione in 30 anni. I lavoratori tedeschi invece hanno aumentato circa del 30% le loro retribuzioni. Di questo si tratta, i contratti nazionali devono essere rinnovati e poi parliamo del salario minimo, se va bene o se non va bene. Ma come facciamo noi a tutelare i lavoratori se per 13 anni, 10 anni, 12 anni non vengono rinnovati i contratti nazionali? Come facciamo? Dobbiamo assolutamente mobilitarci, perciò il mio invito è che ci siano tante persone il 7 ottobre a Roma. Però prima di lasciare Vigilio Biscro io ho una domanda. È vero che non si deve guardare indietro e si deve guardare avanti, si deve ricominciare, ci si deve credere, ci si deve impegnare, ognuno di noi si deve impegnare. Ma noi abbiamo avuto molti governi, specialmente tecnici, e quasi tutti più di sinistra che di destra, direi. Perché è stato abbandonato l'operaio, l'artigiano, il pensionato? Perché non hanno capito che i valori di questa terra meravigliosa che è l'Italia, che ha un'incredibile potenzialità, sono stati messi all'ultimo posto? Eppure governavano loro. L'operaio, guardate l'operaio, l'ultima pedina, l'operaio, che è la forza, che è il sangue che pulsa, che è quello che fa grande l'azienda. Tu fare questo è un operaio, così si dice, l'operaio,
però si paga il grande manager. Quello che se l'operaio non lavora non diventa grande manager, perché che fa funzionare l'attività, l'azienda, la piccola, la grande industria, è l'operaio, queste mani, questo lavoro. Avete sentito questi poveri ragazzi morti sui binari, nessuno controlla, ognuno fa quello che vuole, tanto chi se ne frega, orari, limiti, ma è un paese allo sbando totale su un sistema malato, è un sistema malato dove non sai neanche dove mettere le mani, perché c'è un disastro dappertutto. Non possiamo dire che il disastro è venuto qua adesso, sono anni di questo disastro. Biscaro è l'operaio che non vota più sinistra ma che si è spostato, che è andato alla Lega, che è andato a destra, non ha più punti di riferimento, è nell'oblio totale, poveretto. E lui ci spera sempre, dice speriamo, ma gli anni passano e sta speranza fa fatica a diventare realtà sui servizi che hanno bisogno, poi la lasciamo. Noi dobbiamo far confusione, però Mirella, mi piace la tua passione. Avresti potuto essere una bravissima sindacalista, secondo me. Dobbiamo fare una chiarezza su questo, e cioè un conto è il lavoro del sindacato e perciò l'aspetto contrattuale con delle parti ben identificate, i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti dei datori di lavoro che fanno la contrattazione. Un conto è invece il governo dell'economia e della politica e della società che fa il Parlamento tramite i governi che si susseguono. Hai ragione quando hai detto che ci sono stati governi di centro-sinistra, perché di sinistra non ce n'è mai stato uno in Italia, che non hanno avuto questa sensibilità. Ti do ragione, perché forse molto impegnati, avevamo grossi problemi, a difendere le istituzioni da un lato e a guardare anche i conti pubblici. Giorgetti ha già tagliato le ali a qualche ministero rispetto alla legge di bilancio del 2024, perché si fanno i conti anche con il bilancio statale. Quello che invece manca per noi, che siamo i più deboli, manca un rispetto delle regole. Se in contratto nazionale scade dopo 3 anni, io non posso aspettare 13 anni come la vigilanza o come il pulimento a rinnovarlo, perché sennò la retribuzione di 12-13 anni fa non è più assolutamente sufficiente. Rispetto delle regole. Noi siamo per rispettarle, vorremmo che le rispettassero anche gli altri, ed è per questo che mi auguro che dalla Confindustria in poi ci sia il cambiamento di rotta e perciò tutti quei contratti che oggi non sono stati rinnovati, e ce ne sono parecchi, compresi anche contratti pubblici, vengano rinnovati per quel senso che prima dicevi di, come posso dire, dovere che le istituzioni devono avere, ma anche noi che siamo, diciamo, parti sociali e che regolano i rapporti nei luoghi di lavoro. Altrimenti è chiaro che qualsiasi governo potrà fare qualcosa, ma poco. Noi dobbiamo rispettare le regole e farle rispettare anche agli altri. I morti sul lavoro, me viene da piangere. Bene, in Italia da anni ormai c'è una prassi che con tutti dentro, e io so qual è la causa e la dirò alla fine, c'è una prassi per la quale si cerca, per poter star dentro ai costi, no, di violare le procedure di sicurezza. Perciò noi dobbiamo tornare un po' indietro e dire benissimo, queste sono le regole, nessuno le deve violare. Nessuno le deve violare vuol dire che negli appalti io non posso permettere a chi non ha gli strumenti, a chi non ha rispetto dei contratti, far vincere una gara d'appalto, capito? Perché sennò allora ha ragione tutti, e perciò chi ha più possibilità di sfruttare il lavoro dei propri dipendenti ha ragione, punto. E invece no.
Più controlli significa avere più ispettori del lavoro, significa avere più personale, significa investire su questo, altrimenti ci troveremo a piangere ogni volta che, anche ieri, morti sul lavoro 2 e poi non fare nulla. Perciò, caro governo, questo che c'è, il prossimo lo stesso, devi investire su questo, punto. Vigilio Biscaro, segretario generale Sindacato Pensionati Italiani CGIL Treviso. Grazie Vigilio, il sindaco rimane con noi. Pubblicità. Abbiamo una telefonata, mi dicono Loredana. Sì, pronto? Scusami, ma doveva finire Vigilio, perché sono discorsi molto importanti, ma so che siete bravi anche ad ascoltare. Prego Loredana. Allora io volevo proprio parlare con quel signore là dei sindacati. Volevo. Vai Loredana, vai, è qua. 2 secondi. Ecco, volevo dire una cosa. Come mai che in 9 anni non ho mai sentito tutte queste parole che fate adesso in un anno? Come mai? Primo. Secondo, i morti non sono solo del governo, ma sono anche i vostri, perché voi, i sindacati, le persone che vanno a lavorare, vi pagano la cosa, voi dovete sorvegliare le cose. Terzo, io mi ricordo quando ero giovane, che ero a lavorare, specialmente da CGIL, qua, vi dico questa la verità, voi state anche coi padroni. Non vi preoccupate, sono sicura al 100%. Ecco, non si fa così. I sindacati sono stati zitti per 9 anni perché chi c'era di governo? I vostri, giusto? Adesso parlate tanto perché voi non sono più al governo voi. Come mai sto lavoro? Tutta la gente si fa questa domanda, sa? Guarda che la gente, anche i lavoratori, non sono mica imbecilli, Voi credete che gli italiani siano imbecilli? Non sono imbecilli! Perché adesso volete fare questo? Perché adesso volete approfittare del governo che vive adesso. A me non mi interessa, perché non mi interessa quale governo che sia, Però voglio dire le cose come stanno. Non avete mai fatto niente in questi 9 anni, voi di sindacati, specialmente voi, e anche a quello là il capo di sindacati, come detto quest'anno. Per il seminio date tanto per fare, io devo fare cosa devo fare? Cosa devo fare? Non sono mica industria qua, sa? Non sono mica industria qua che deve comandare, che il governo deve mettere commercialmente la roba, anche sul fattore di stipendi. Perché non avete mai parlato? Avete avuto 9 anni per parlare di questo. Adesso avete tutte le cose perché poi una signora al governo. Ma non vi vergognate? Dovreste mettere una maschera intelligente prima di andare per le strade a fare i lavori che fare, cordate. E anche i morti che ci sono stati, è anche colpa vostra, nel vostro cuore, anche responsabilità di tutti i morti che ci sono stati, perché è colpa vostra. Quelli che vanno a lavorare mi pagano la tessera, perché voi dovete guardare. Loredana, abbiamo sentito la telefonata accorata di Loredana, Loredana che forse è quello che l'informazione che non arriva a queste persone. Io sono veramente grata a questa trasmissione e vi ringrazio di venire ospiti perché potete parlare, potete confrontarvi, è là il problema grande. Bisogna confrontarsi con queste persone che hanno il coraggio di chiamare, di dire, voi di venire, di confrontarvi. Però c'è un grande problema, Vigilio, che il problema è che quando io invito gli onorevoli senatori qui del territorio, votati dalle persone, sono sempre impegnati, ma non è l'impegno, è che è difficile confrontarsi nel bene e nel male. Ho torto, ho ragione, ma mi confronto, do risposte, prego. Poi la lasciamo perché è in ritardo. No. Allora, Loredana, ecco, sì. Io vorrei rispondere perché provocazioni ne ho sentite, non ho capito bene tutta la telefonata, ma non importa. Sentiva anche un po' male. Sì, sentiva un po' male, bene, anche, perciò non solo io. Loredana, ognuno il suo compito, cioè nel momento in cui la CGIL, perché parlo come CGIL, si mobilita e si è mobilitata in tutti questi anni, perché noi abbiamo osteggiato anche il Job Act, anche il fatto di metter mano allo Statuto dei diritti dei lavoratori. Non è vero che noi per 9 anni, mi pare di aver capito, non abbiamo fatto nulla, è che a volte ti trovi da solo.
Questo sta a significare che se non abbiamo l'appoggio dei lavoratori, noi non riusciremo a fare un passo in avanti, e perciò ritorno all'assunto di prima. Ognuno il suo compito. Se i datori di lavoro non investono e non fanno applicare le norme sulla sicurezza, non sarà mica colpa del delegato o del sindacato? Se i lavoratori, perché vengono pressati nel loro lavoro, nel loro tempo di lavoro, non riescono a seguire tutte le procedure, bene, non sarà mica colpa dei lavoratori? Dobbiamo metterci mano su sta roba qua. Ma quando dicevo che servono più controlli, è vero, ma è vero nella misura in cui tutti gli SPISL, chiamiamoli così, tutti gli ispettorati di lavoro, tutti gli addetti al controllo sono in grado di farlo. Quando sono in grado di farlo? Quando come minimo c'è l'organico sufficiente. E qui torniamo al discorso che non ci sono organici e gli organici che ci sono a volte stanno facendo lavoro di ufficio e non lavoro di controllo. Questa è un'altra storia che dobbiamo informare la gente, perché se no non ne usciamo. E dico ai lavoratori, l'ultima cosa che dico perché vedo che il tempo è tiranno per me, i lavoratori devono avere il coraggio, perché non possiamo essere dietro ogni lavoratore, devono avere il coraggio che se le misure di sicurezza, perché parliamo di questo, non sono applicate dal datore di lavoro, devono fermarsi, devono chiamare il sindacalista, devono chiamare il rappresentante dei lavoratori, il delegato, e non dico arrivare alla denuncia, ma fare in modo di applicare le misure per la sicurezza. Questo voglio dire. Grazie a Vigilio Biscaro, segretario generale Sindacato Pensionati Italiani CGIL Treviso. Come Grazie ripeto, a te, il sindaco di Riese Pio X rimane con noi. Andiamo in pubblicità. Madonna, non arrivo in tempo, adesso Vedi l'importanza del confronto. E abbiamo un altro ospite importante, abbiamo Domenico Baldasso, presidente comunità Confartigianato, soprattutto impresa Marca Trevigiana. E quello che dovete capire, Confartigianato, sapete quanto sta a cuore a Mirella questa figura meravigliosa che abbiamo la fortuna di avere nel nostro paese, come l'operaio, andata sempre più scemando, annullata, azzerata, eppure con una creatività che tutti ci invidiavano. Speriamo di capire cosa è successo proprio con Baldasso. Però io inizierei ancora con Matteo Guidolin, visto che ormai non ci resta altro che appellarci ai papi, alla Chiesa, al cielo, ai santi, sperando che qualcuno ci dia veramente un segno buono. Cosa sta succedendo? Ecco, lei ha detto, sindaco, una cosa molto importante, la partecipazione. Questa gente che non va a scioperare, che non si presenta da nessuna parte, ma si presenta dal sindaco, va alle processioni, composta. Avete sentito anche il segretario Biscaro come cosa ha detto, mi ha colpito la compostezza di queste persone. Prego, sindaco. Il tema della partecipazione purtroppo è un tema che non riguarda solo il mondo operaio, comunque sindacale, ma è un tema che riguarda più in generale tutta la società italiana, a mio modo di vedere. Spesso deleghiamo o crediamo di delegare il nostro impegno nella gestione della vita pubblica al profilo social, ai forum, sui vari social, Facebook in particolare, esprimendo il nostro punto di vista lì, e riteniamo concluso il nostro impegno civile. Il problema è che poi quando lo si vede magari a un consiglio comunale, quando ci sono una o due persone, oppure anche nella difficoltà che si vede spesso anche nel creare le liste per le liste elettorali, diventa sempre più difficile coinvolgere le persone nel partecipare in prima persona, perché partecipare costa fatica da un punto di vista appunto di tempo, in questo ognuno ovviamente ha i suoi impegni, ma soprattutto
è difficile confrontare le proprie idee. I social permettono a tutti di dire il proprio punto di vista e di fatto di nascondersi dietro uno schermo e di non confrontarsi di persona. È molto più semplice così, ma quando si chiede di mettere a confronto le proprie idee, ecco che lì casca spesso l'asino e diventa più difficile. E questo lo si trova in tutti, secondo me, i frangenti della vita civile attuale, da quello sindacale a quello politico, per cui spesso ci lamentiamo però di una cosa di cui noi poi siamo tra virgolette anche tra i creatori. Quindi io sono sempre molto diretto su questa cosa, non possiamo, lo dico anche quando noi ogni anno consegniamo la Costituzione ai neo diciottenni, in quel frangente dico sempre: ragazzi, partecipate, perché qualcuno che prende le decisioni al posto vostro ci sarà sempre. Allora, o cercate di lavorare affinché la vostra idea sia quella vincente o comunque venga ascoltata, oppure subirete le decisioni di altri. A volte possono andarvi bene, a volte possono non andarvi bene. Io spingo su questo punto che secondo me è focale nella nostra società attuale. È chiaro che partecipare è molto faticoso, richiede un impegno e metterci la faccia, e spesso non è così semplice. È vero, Sindaco, e poi passo al mio gradito ospite Domenico Baldasso, è anche vero però che partecipare vuol dire anche essere motivati, Sindaco. Ecco, io devo essere motivato per partecipare e se partecipo devo anche essere ascoltato, non devo solo ascoltare. Ecco, quello che forse manca da tanti anni è l'ascolto alle persone. Tanto è vero che una volta c'erano i comitati di quartiere dove la gente partecipava, poneva i problemi che c'erano e si discuteva. È stato tutto azzerato. Adesso non è che con un colpo di spugna tu puoi dire partecipate e ho migliaia di persone, ho i cittadini, i paesani che vengono, perché sono demotivati, sono nella solitudine più totale, non hanno parola. Quando si confrontano, a parte con il sindaco, con qualche politico, è una cosa incredibilmente difficile, non vogliono più ascoltarli. Quello che faceva invece una volta la famosa DC, vi ricordate Tina Anselmi? Vi ricordate cosa ha detto sua nipote qui ospite? Ha detto: mia zia quando ritornava da Roma la prima cosa che faceva era incontrare le persone che l'avevano eletta, ascoltare i problemi, portava le carte e le riportava con delle risposte. Le sembra che succede questo? Le sembra che i giovani siano ascoltati? Le sembra che gli anziani siano ascoltati? Le sembra che le istituzioni diano servizi ai cittadini sempre con la storia mancano i soldi, mancano le persone, e poi abbiamo partecipate che quando sento gli utili di quel che è partecipata mi vengono i capelli rossi, si infiammano, milioni e milioni di euro che prendono questi presidenti di partecipate, liquidazioni incredibili, stipendi incredibili, e poi noi lasciamo naturalmente queste persone a vivere nella miseria, perché ci stiamo arrivando. Prego Baldasso, lei cosa ci racconta invece? Ma io invece la vedo dal punto di vista degli artigiani come presidente delle aziende di informatica, e quindi se vogliamo partire appunto dal punto della partecipazione, anche noi vediamo che da parte, stiamo cercando di incentivare anche i giovani, quindi abbiamo anche delle iniziative verso le scuole, anche abbiamo fatto un'iniziativa di recente con gli Alcuni per esempio, dove si comincia a dare anche un'immagine diversa di quello che è il mondo dell'artigianato, perché ovviamente ci portiamo dietro magari un po' un retaggio un po' antico di mestieri che sono importantissimi, sono mestieri artigiani che sono un valore enorme per noi, però al contempo ci sono un sacco di aziende artigiane altamente tecnologiche, esatto, e che quindi possono anche esprimere quelle che sono le velleità dei giovani, le nuove tecnologie, tutto quanto quello che oggi è a disposizione. Diciamo che si cerca molto di sensibilizzare, perché su alcuni aspetti, in effetti ascoltavo il sindaco, adesso sono due sfere diverse, però nell'imprenditorialità
non c'è molta intraprendenza in questo momento, cioè si vede molta richiesta di situazioni che possano esprimere, ma sempre in un ambiente un po' sicuro, controllato, protetto. E questo rispecchia un po' magari anche il mondo social che si è un po' sviluppato, dove sono sempre dietro qualcosa. Le esposizioni in primo piano, rischiare di mio anche soldi, magari anche immagini, eccetera, nell'intraprendere un'attività e essere messo alla pubblica gogna e provare sul mercato, vedere se funziona o non funziona, è una forza, è un'ambizione che io ovviamente mi porto dietro da quando ero ragazzo, forse per il territorio in cui sono cresciuto, quindi insomma diventare imprenditore qui insomma è sempre stata un punto importante di arrivo. Oggi invece vedo questa cosa qua, non vedo più questa passione, questo entusiasmo, lo vedo meno, ecco, diciamo. Poi ci sono dei ragazzi, devo dire invece, che ci provano e che fanno. Poi sta ovviamente a noi, magari che siamo un pochettino più grandi, accompagnarli anche in un percorso reale, senza poi approfittare, perché poi ci sono invece realtà diverse che magari sfruttano idee, quindi alcuni ragazzi temono un po' di essere usati e poi diciamo masticati e un po' buttati. Ecco, perché questo è il messaggio che è passato, caro Baldasso, e questo è il messaggio, loro l'hanno capito, guardate che sono di una sensibilità e di un'intelligenza che voi forse non ci rendiamo conto. Io ieri ho avuto un genio che manda i satelliti nello spazio, un ragazzo giovanissimo. Beh, io le pregherei di vedere la puntata di ieri e vedere come parla questo ragazzo, come si pone, cosa dice, cosa avrebbe voglia che la scuola facesse, cosa avrebbe voglia che le istituzioni facessero. Ecco, questa è una voce da ascoltare, perché dietro a questo ragazzo c'è un team di ragazzi che hanno voglia di fare, sono dei creativi, hanno questa energia. Cerchiamo di ascoltarli, cerchiamo di non ascoltare sempre questa fascia malata che stiamo cercando di combattere, che sono queste baby gang, questi bulletti che, ricordate, ascoltate la Mirella, dietro a ognuno di loro ci sono delle realtà drammatiche, non sempre ma molte volte, perché è inutile che ci lamentiamo se noi iniziamo ad ascoltare, a farli diventare protagonisti. Questo è quello che io penso. Abbiamo Nadia da Treviso. Ciao Nadia, ben arrivata. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti e bentornati. Grazie. Niente, io volevo dire, ieri ho sentito che col bonus 110%, dato che c'è anche un sindaco, col 110 quei soldi che sono stati messi a disposizione e che non è stato effettuato perché hanno fatto queste truffe, adesso verrà ridistribuito e ritornare i soldi allo Stato, ai cittadini, a tutti quelli anche che non hanno usufruito. È lo stesso contributo che hanno dato dei pannelli fotovoltaici, perché questi contributi che danno dopo li vogliono indietro e se non ritornano ce li dividono in tutti i cittadini. Io non ci sto. Perché devo pagare di quello che non ho usufruito? Prima di dare i contributi, pensarci bene, perché non trovo giusto. Quelli dei pannelli fotovoltaici ci li mettono nella bolletta della luce e li paghiamo fino al 2030. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te Nadia, allora sentiamo prima il sindaco, poi sentiamo anche Baldasso. Prego sindaco. Sì, non ho ancora letto di questa notizia, però del super bonus 110 e vari bonus se ne è parlato tantissimo. Nella fattispecie io ritengo che che la ratio alla base di questo provvedimento fosse anche giusta. Alla fine doveva esserci un miglioramento del nostro patrimonio immobiliare, rimettendo in moto anche un po' quella che poteva essere l'economia legata al mondo edile, che è una parte molto importante della nostra parte economica. Ritengo però che altrettanto ci siano stati degli errori strategici sia in termini di percentuale
appunto di bonus, e anche in termini di tempistiche che hanno creato una spirale che alla fine si è rivoltata contro la ratio che c'era alla base e un po' tutto il mondo anche un po' edile. È un po' sempre un po' il tema che vale un po' per tutte queste misure. Spesso l'uso diventa abuso e ovviamente a pagarne le conseguenze è il cittadino medio, che magari non ha la possibilità di usufruirne, oppure ne usufruisce in maniera corretta, ma va a pagare anche per l'abuso da parte di altri. E capisco la rabbia della signora. E questo è un tema che mi ricollega a quello che dicevi tu prima, Mirella, e dopo mi scuso già perché anch'io come sindaco Favero devo lasciarvi. È il tema della rappresentanza. Se il sindaco rimane, tra virgolette, l'ultimo baluardo di contatto diretto con col cittadino, con l'abitante anche dei piccoli paesi. Se i rappresentanti vengono calati dall'alto attraverso le liste bloccate, senza, diceva giustamente il sindaco Favero prima, non ci sono più comizi, quantomeno per le politiche, perché non sono necessari. Non ha nessun senso fare un comizio per un candidato alle politiche, perché non passa attraverso il consenso diretto alla persona, perché poi sono i listini bloccati, passa chi viene deciso là dove si può, insomma, a livello centralizzato, e così si perde fortemente la rappresentanza del locale. Sentiamo allora anche come commenta Domenico Baldasso, ecco, questo confartigianato che sta pagando forse caro questo prezzo di una politica che non ha saputo tenere in piedi questo sistema meraviglioso che avevamo, che tutto il mondo ci copiava oltretutto, perché siamo veramente gli unici, ce l'abbiamo nel DNA, la creatività, la manualità. Perché è successo questo? Lei è giovane, Baldasso, ecco, sta cercando di capire anche la direzione giusta da prendere, perché noi speriamo molto nei giovani, perché vedono molto più lungo, però purtroppo è un paese malato, l'ha spiegato bene anche sia il sindaco Favero che il sindaco Guidolin. Allora, è una questione abbastanza complessa, nel senso che più che malattia è trasformazione. E come ci insegna la natura, come ci insegna tutto, soltanto le specie che sanno adattarsi riescono a sopravvivere, e quindi la capacità di adattamento, che in teoria appartiene molto al DNA italiano, dovrebbe essere vincente, e lo è in molte situazioni, perché in questo cambio ci sono delle dinamiche diverse, il concetto di globalizzazione non si sta manifestando esattamente per quello che immaginavamo una decina d'anni fa, ha anche delle ripercussioni diverse, quindi vanno riviste alcune logiche. Abbiamo visto anche, per esempio, nei casi di pandemia piuttosto che di guerra, il fatto comunque di anche certe filiere che erano state rese molto ampie, diciamo, a livello planetario, poi hanno trovato di nuovo un ridimensionamento locale, e questo in molti casi ha fatto anche riscoprire qualità, servizio, degli aspetti che un po' si erano completamente dimenticati, perché ormai si dava per assodato che certe cose dovevano essere fatte in altri ambiti, in altri luoghi. Contestualmente bisogna che ci crediamo, prima di tutto, cioè nel senso, ci sono anche qui a volte anche un po' delle mode anche verso, è importante la globalizzazione e l'operatività a livello di vari mercati, quindi anche all'estero, però dobbiamo anche ricordarci chi siamo, qual è il nostro, come noi come persone, diciamo, dobbiamo valorizzarci, quando ci confrontiamo con gli altri, e ci dobbiamo confrontare con gli altri, come italiani dobbiamo anche ritrovare, riscoprire e ridare valore a quello che sono le nostre caratteristiche, le nostre attitudini. Non siamo tutti quanti uguali nelle varie nazioni, noi abbiamo dei plus rispetto ad altri, dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo lavorarci sopra, ma soprattutto, ripeto, dobbiamo crederci, perché a volte magari ci sono dei luoghi comuni, diciamo, siamo il popolo, forse uno dei popoli più autocritici
Cioè gli altri vedo che per piccole cose, lo vediamo anche nella storia, insomma loro sanno un reperto molto banale, danno un valore enorme, noi forse ne abbiamo perfino troppi e li svalutiamo un sacco. Secondo me anche sulle nostre attitudini, sulle nostre capacità accade un po' questo, cioè non riusciamo a dire beh noi abbiamo queste competenze, abbiamo queste attitudini, queste cose, con nuovi modelli anche riuscire a proporci sul mercato. Abbiamo questa grandissima flessibilità che altre nazioni non hanno. Ripeto, bisogna crederci e lavorarci, non si può riuscire al primo colpo, ma bisogna insistere ed essere... È vero Baldasso, però è anche vero che manca la forza lavoro. Manca la forza lavoro perché io posso insegnare, ma devo avere anche qualcuno che vuole imparare e che imparerà. Il problema è che mancano i giovani. Io prima sentivo che non ci sono soldi abbastanza per mettere su famiglia, in parte è vero, però in parte io sono convinta che non hanno neanche voglia di fare questo, nel senso che noi li ritroviamo a casa, coi genitori, li troviamo con queste paghette che girano sempre, ricordate, basta vedere, non tutti ma in buona parte, e manca quella volontà di mettersi in moto, di iniziare a partire. Perché? Perché li abbiamo troppo coccolati. Li abbiamo un po' viziati anche, diciamo. Io non ho avuto, cerco di dare a mio figlio o a mio nipote tutto quello che non ho avuto io e sono mancati i no, sono mancate quelle forme di rispetto per crescere che devi sudare, devi lavorare, devi faticare, devi fare anche sport. Una volta lo sport si faceva perché si camminava tantissimo, i nostri nonni, poveretti, sono curvi da tanti pesi, da tante fatiche che hanno veramente sopportato e non si parlava di niente, però loro ce la mettevano tutta per migliorarsi, per far crescere i figli sani, con la schiena dritta, poche parole, molta severità, forse eccessiva anche a volte, però sono venuti fuori dei grandi imprenditori, dei capitani d'industria meravigliosi. Quello che non ritroviamo su famiglie meravigliose con una marea di figli, ma neanche uno riesce a emergere, che non è così semplice portare avanti un'attività. Forse anche le associazioni, e qui vorrei poi un parere del sindaco Guidolin, poi lo lascio, avrebbero dovuto investire di più nell'artigiano che lavorava, non riusciva a fare altro, lui lavorava perché era questo il ruolo, creare, lavorare. Altri avrebbero dovuto sopportarlo. Investi nell'azienda, è facile a parole, ma spiegami come posso investire nell'azienda che non mi avete mai insegnato niente. Io ho sempre lavorato, ho prodotto, non sono un parassita. Invece in questo paese sono andati avanti i parassiti, quelli che non lavorano prendono una barca di soldi, quelli che si sono fatti il mazzo, nel vero senso della parola, sono rimasti all'angolo, così l'operaio, così l'artigiano, così il commerciante, o sbaglio? Sentiamo il sindaco che ci deve lasciare e poi torniamo da Baldasso. Prego sindaco. Sì, io anche nel mio piccolo sono artigiano anch'io e anche ho anch'io ovviamente ho un lavoro che continuo a svolgere e mi trovo anch'io in queste difficoltà oltre a quelle dell'amministrazione pubblica. Di fatto siamo di fronte a un mondo molto più complesso molto probabilmente rispetto a quello di 30, 40, 50 anni fa, che aveva problematiche diverse, magari anche più impegnative, perché poi ogni periodo storico ha le sue complessità. Noi siamo un territorio che è uscito dalla povertà in una generazione e che ha creato da una parte un benessere diffuso di cui hanno goduto le generazioni successive, tra cui la mia e quella probabilmente attuale, ma d'altra parte ha creato anche delle aspettative sociali che sono sicuramente diverse da quelle dei miei genitori, dei miei nonni, di chi ci ha preceduto ovviamente. È una società molto più complessa che richiede
degli interventi di tipo diverso, così come chi fa impresa adesso, che sia un'impresa impresa personale, insomma, oppure un'impresa di pochi dipendenti, così come l'impresa, le grandi imprese, si trova di fronte a delle sfide che richiedono una complessità, una preparazione diversa da quella di anche semplicemente 30 anni fa. E in questo momento chi fa impresa e si trova anche davanti al cambio generazionale ha bisogno di essere diretto, guidato, consigliato. E quindi è un doppio sforzo sia da parte di chi si deve far consigliare che da parte di chi deve guidare. Non è semplice, se ci fossero delle risposte semplici probabilmente si sarebbero già date. È un lavoro che però io continuo a dire, rimango molto forte, molto fermo su questo punto, è che non possiamo pensare di delegare che sia sempre colpa degli altri. Per me questo è un punto. Se è colpa degli altri, nel momento in cui io mi impegno, faccio il mio e posso dire bene, non sono d'accordo ma ho provato a fare la mia parte. Se mi aspetto sempre una forma assistenziale, che sia economica oppure anche semplicemente giuridica, che gli altri facciano la mia parte, comunque non ho titolo di lamentarmi o parzialmente ce l'ho, insomma, questo è il mio punto di vista, e noi lo paghiamo in Italia, stiamo diventando sempre più egocentrici, egoisti, e una società molto più individualista di quella che poteva essere quella di 50 anni fa, e quindi i frutti di questo si toccano con mano. È un cambio culturale che andrebbe fatto anche a livello di famiglie, che poi si trasferisce nel grande tema della denatalità, che a mio modo di vedere è il grande problema di questo paese per il futuro, ma è un cambio culturale da fare, non è solo economico, è proprio di mentalità. Detto questo, purtroppo mi scuso anch'io. Tranquillo Sindaco, infatti la ancora. lasciamo anche con le immagini di Riese Pio X dal drone, che sono molto belle. Lasciamo con queste immagini il Sindaco Guidolin, che è stato con noi. Come sentiti, i sindaci però hanno il coraggio di metterci la faccia, partecipano alle trasmissioni anche al mattino perché sanno l'importanza del confronto. Ecco, guardiamo queste bellissime immagini che ci ha mandato il Sindaco Guidolin, che fanno capire la bellezza del territorio e cosa c'è all'interno di questo territorio. Guardate, veramente è una cosa incredibile, non ci rendiamo neppure conto, ecco, la meraviglia di questo eccezionale paese, di questo eccezionale territorio che forse dovremmo rivedere. Grazie a Matteo Guidolin, Sindaco di Riese Pio X. Allora, Baldasso, però la mia domanda è anche questa. Anche noi, diceva il Sindaco Guidolin, dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo metterci in gioco. Ma come faccio? O lavoro o mi metto in gioco. Io mi presento negli uffici per delle semplici carte e perdo una giornata di lavoro perché non ho risposte, addirittura devo ritornare, ma il mio lavoro non può aspettare perché ho macchinari, ho personale, devo avere la barra dritta per portare avanti l'azienda, non posso fare queste cose. E qua le associazioni di categoria, a mio avviso, forse sbagliando, avrebbero dovuto fare questo, supportare quelli che sono i bisogni che l'artigiano per vari motivi non è in grado di fare, di sostenere. Ecco, anche questo allontanamento dalle associazioni di categoria, perché io sento dalle telefonate, non mi davano risposte, non mi aiutavano, ecco, mi rivolgevo sempre alla banca, la banca mi diceva di no. Un ruolo importante, tenere su questi bravi artigiani che non erano dei cattivi pagatori. È stato un momento tragico che abbiamo passato, eppure non sono stati supportati. Ecco, forse hanno ucciso quella parte interna che era fatta di questo mondo, che era quello che metteva denaro tutti i giorni in circolo, perché lavorava e spendeva, perché lavorava
e non abbiamo capito, li abbiamo visti come dei ladri, come evasori, mentre lasciavamo entrare le multinazionali che non pagavano neppure le tasse, hanno iniziato l'altro giorno a pagarle, però è stato colpito, pensate, il cuore pulsante dell'Italia. Ma vi rendete conto di cosa stiamo assistendo a questa politica? Adesso non guardiamo l'ultimo, guardiamo miope, cieca, che non ha più guardato il paese, ha guardato i propri interessi. È diventato politicizzato tutto e qui è caduto il pero. Prima che nasca un altro bell'albero di peri, hai voglia. Prego Baldasso. Allora, sì, diciamo che sono, come diceva prima il sindaco, un po' questo individualismo diffuso a vari livelli, poi ha portato tutta quanta una serie di conseguenze di concatenazione. Gli artigiani, quindi anche le imprese, ma è un fenomeno che è di estrema attualità, stanno vendendo le loro imprese a grandi gruppi continuamente, forse in questa fase è anche una delle più spinte. Perché ovviamente difficoltà di mercato, difficoltà a vari livelli, ad un certo punto tutti siamo esseri umani e poi quando diciamo da una parte c'è un eccesso di diritto e dall'altra c'è un eccesso di dovere, un eccesso di difficoltà, poi uno dice ma chi me lo fa fare, perché devo farlo? Questo poi comporta anche delle dinamiche anche economiche molto diverse, dove magari l'artigiano fa fatica anche diciamo a sopravvivere proprio anche economicamente, quindi a volte è molto più in difficoltà rispetto a chi lavora per lui direttamente dai suoi dipendenti, e quindi questa cosa qui ovviamente poi crea uno sbilanciamento dove uno dice vabbè, mollo, lascio, e man mano si va a distruggere tutto. E perdiamo il know-how. Esattamente, perché poi ovviamente i grandi gruppi, le grandi realtà lavorano con dinamiche diverse, lavorano molto più su economie di scala, standardizzano molto di più, e quindi tutto quello che è anche le peculiarità, quel valore aggiunto che noi diamo in termini di qualità, sotto tanti profili, viene perso, perché ovviamente lì si va su volumi, ok? Quindi non è la qualità del singolo oggetto che produco, ma è l'efficienza nella produzione, che è assolutamente un aspetto importante, è un aspetto importante di cui devono tener conto anche le aziende artigiane che vogliono operare oggi sul mercato, però inevitabilmente c'è un taglio diverso al prodotto che si fa e al servizio che si dà. Questi cambiamenti ovviamente portano una lettura nuova della realtà, e quindi anche poi i dirigenti, tutti quelli che ovviamente costituiscono le associazioni, c'è stato bisogno anche di alcuni cambiamenti, di alcune modifiche per leggere queste nuove dinamiche, e anche chi viene dopo non sempre riesce a leggerle tutte, perché è anche molto più rapido il cambiamento, un cambiamento che una volta veniva in 20 anni oggi avviene in un anno. E quindi la flessibilità, la continua messa in discussione di quello che si fa è un aspetto importante. Le associazioni stanno lavorando molto su questo, Confartigianato si sta seriamente mettendo in discussione su molti aspetti, sta intraprendendo molte nuove iniziative, è diventato molto attuale sotto molti profili, sia in termini di servizio che in termini di proposizione, che in termini anche di come fare sinergia fra le imprese. E ovviamente è un percorso sicuramente, come abbiamo detto prima, però io quello che vedo, insomma almeno ai livelli che frequento io, vedo sicuramente una chiarezza di intenti, vedo molta buona volontà, molta iniziativa, vedo gente insomma che ci sta mettendo, anche perché insomma voglio dire noi lo facciamo anche pro bono, ok, tutta questa attività qui, e ci vorrà del tempo. Dall'altra parte ci deve essere data però la possibilità, cioè le persone ci devono anche credere, dare la chance, perché se l'atteggiamento è sempre quello di dire ma ormai è tutto finito, ormai non va più niente, non c'è ovviamente ripresa. E quindi è vero questo, però bisogna dare anche la possibilità ai giovani di imparare. Ci vogliono delle scuole dove veramente, che mancano, perché lo dicono loro quando vengono qua, che li faccia creare, la manualità loro ce l'hanno, ma se non gliela tiri fuori non è che loro riescano a capire che ce l'hanno. Tu devi dare questo gioco in maniera che loro iniziano a capire che forse dentro di loro c'è qualcosa che vale la pena di iniziare a fare dei percorsi alternativi a quella che è la didattica. Ecco, è questo che non si riesce a capire. Molta didattica, per carità, ma poca manualità. Mentre una volta c'era anche la manualità.
E perché secondo lei è stata tolta quella che poi... Perché sì, io ho bisogno che questa persona sappia chi era Carlo Magno, tutta la nostra storia, ma ho anche bisogno che sappia adoperare questa macchina infernale, perché sono diventati tutti dei robot, siamo tutti robotizzati, perciò ho bisogno di fare una certa formazione, ho bisogno di capire se io sono portato per fare questo. Perché non si fa? Perché non si fa, Baldasso? È inutile che diciamo i giovani, ma sono là che aspettano, quei pochi che abbiamo fortunatamente. Allora, per il mestiere che io faccio, ovviamente, penso che la competizione sia l'anima dell'evoluzione, cioè se non ho bisogno, se non ho necessità, io mi siedo. L'essere umano è un essere tendenzialmente pigro, perché devo far fatica se non sono obbligato a farla? E quindi ovviamente l'azienda, se non è efficiente, se non fa tutta una serie di cose, muore, sopprime, ok? Ovviamente questo concetto qui deve essere portato di più anche a livello di istituzioni. Le istituzioni, diciamo, aumento debito pubblico e quindi alla fine, in qualche maniera, ho sempre una via di salvezza. Non funziona così, bisogna ovviamente trovare persone che abbiano una concezione diversa di quello che fanno. È un servizio fondamentale che poi appunto ricade comunque su tutti, perché siamo tutti quanti nella stessa barca. Devo dire che anche qua sulle scuole si sta facendo del lavoro, nel senso che stanno nascendo delle scuole con un taglio, diciamo, più vicino, più affine a quello che è il mondo reale, anche perché il concetto della manualità oggi è declinato in maniera diversa. La manualità oggi è anche... Parlo ovviamente del mio settore, ma per esempio l'informatica, cioè l'interfacciamento anche uomo-macchina nelle sue varie declinazioni. Una volta si imparava a usare, non so, più la parte meccanica, ok, ma la manualità oggi è anche l'interfacciarmi a questi robot, a queste macchine. L'intelligenza artificiale? Tutte queste cose qui bisogna conoscerle, bisogna saperle manipolare, perché oggi mi confronto così nel mondo del lavoro. Perfetto, allora parliamo di social. Qui parliamo di social sempre in maniera negativa. Questi ragazzi, questa energia che hanno, l'adoperano, perché ce l'hanno l'energia, nei social nella maniera sbagliata. Eppure dovrebbe esserci un social che capisce questo e che li fa deviare perché questa energia diventi un'energia positiva, un'energia costruttiva. Allora, visto che loro adoperano gli social, cerchiamo di andare là, andiamo a parare là, vediamo cosa possiamo fare. Non possiamo solo vedere dei social che sono terribili e che questi ragazzini, per la curiosità, per l'adrenalina che trovano all'interno di questi giochi mostruosi, perché a quell'età è quello che fai. Cerchiamo di capire come possiamo parare il social negativo con il social positivo. Questo è compito vostro. Siete voi che dovete, perché loro stanno crescendo, non sono in grado di capire quanto male possono farsi con un social negativo e quanto bene invece possono farsi con un social positivo, perché loro adoperano questo, non adoperano niente altro. Prego. No, è una cosa in realtà correttissima, nel senso che è vero, oggi quelli sono i canali sui quali loro si confrontano e ovviamente è quello il linguaggio e il livello su quale bisogna lavorare e diciamo che quello che erano i miti di una volta positivi che venivano tramandati in maniera diversa, ok, tramite soprattutto anche mezzi televisivi ma anche nel territorio, oggi sul social questo tipo di modello deve essere trasferito. Purtroppo si paga un po' forse un cambio anche qui generazionale nell'uso, cioè è probabilmente chi è oggi in certe posizioni, in certi ruoli, ok, non ha ancora una dimestichezza o non ha ancora la consapevolezza, si sta sviluppando molto devo dire, cioè negli ultimi anni comunque è una cosa che sta crescendo molto, però quali sono le potenzialità, quali sono le declinazioni e soprattutto quello che per esempio faccio anch'io nella mia azienda, posso avere, magari la mia esperienza può darmi dei vantaggi su alcune cose, ma poi devono essere i giovani stessi a declinare questa cosa qua nel loro canale, perché sanno come bisogna trasferirlo, sanno come bisogna parlare, sanno come usarli. Io non ho una conoscenza e non ho una dimestichezza così spinta su questo tipo di canale, anche perché i trend che ci sono in continua evoluzione e quindi ci vogliono giovani che portino avanti degli ideali e ovviamente dobbiamo assumerli noi, insegnare noi, fare, insomma, trasferire tutta una serie di cose che trasferiscano poi un po' l'esperienza e che venga declinata anche in maniera nuova, diversa, con nuovi concetti, con nuove idee, perché ripeto, noi ci mettiamo una componente, ma dico sempre, quello che oggi noi facciamo che funziona è già vecchio, domani nel mondo così non funzionerà più così, quindi è già ora di cambiarlo, nel momento in cui una cosa non funziona è ora già di cambiarla e chi meglio di loro riesce a capire, magari ovviamente non hanno l'esperienza, come si dice
diceva prima, la gestione di certe cose, e quindi le due cose vanno di pari passo, ognuno deve trovare il proprio giusto ruolo. Allora andiamo a vedere, visto che parliamo di social, parliamo di questi mezzi infernali, andiamo a vedere cosa riescono a fare questi famosi hacker, che quasi sempre sono anche dei giovanissimi. Andiamo a Trieste, al porto. Sotto attacco degli hacker russi, e questo è il motivo dello stallo del sito web del porto di Trieste in mattinata. A partire dalle 8 il sistema non riusciva a caricare le pagine informatiche. Stessa sorte dei portali delle autorità di sistema di Venezia, Livorno, Ancona e Civitavecchia. La causa è stata in breve accertata dagli specialisti della polizia postale, immediatamente allertati come previsto dalla procedura. Si è trattato di un attacco dimostrativo di hacker di matrice russa. Esattamente la stessa sorte toccata ai siti di una serie di porti del nord Europa nei giorni scorsi, in Germania, Olanda e Svezia, e in particolare all'hub di Rotterdam. Per fortuna l'attacco, bloccato definitivamente nel primo pomeriggio, non ha riguardato alcuna sezione operativa dei sistemi informatici dello scalo, ma solo il portale istituzionale. Un attacco che arriva in maniera chirurgica esattamente a un anno di distanza da quello subito dai porti italiani nel giugno scorso, quando Legion, costola del gruppo di attivisti filorussi Killnet, rivendicarono su Telegram un'analoga azione contro i siti web dei porti di tutta Italia. Dai dati diffusi da Federlogistica Conftrasporto emerge un incremento degli attacchi alle attività marittime e in particolare ai porti di oltre il 900% negli ultimi 3 anni, comparto evidentemente ritenuto sempre più strategico a livello globale. Allora so che abbiamo in linea Vladimiro da Rovigo, però Vladimiro attendi un attimo perché ti faccio vedere un'altra cosa. Dalla Russia andiamo a Padova, andiamo a vedere questo attacco hacker ai distributori di sigarette. In queste ore tutti i dipendenti del Comune di Padova hanno provveduto a cambiare le password di accesso ai sistemi informatici comunali. La disposizione è stata data con urgenza dopo che nel dark web era stato segnalato un messaggio strano dove risultavano in vendita delle credenziali di accesso al dominio comune.padova.it. Palazzo Moroni precisa che non si tratta di un attacco hacker, ma è solo un'attività preventiva per rendere più sicura la rete. Il cambio della password viene di norma richiesto mensilmente ai dipendenti proprio per rendere più sicura la rete. Allora poi ne vedremo anche un altro. Prego Vladimiro, grazie di essere arrivato, prego. Grazie a te che te me ospiti. Allora, alcuni mesi fa ti avevo invitato 2 volte il signor Iannicelli, sì, quello che fa le previsioni, il quale ha spiegato in maniera sintetica e molto, molto chiaro il discorso del riscaldamento climatico della Terra. Ha detto che nel passato erano già successi fenomeni del genere, ma questa volta che era una novità assoluta, cioè quello che è l'effetto dell'uomo in questo fenomeno del riscaldamento. Dicendo queste cose, Iannicelli aveva detto anche che l'effetto umano è che soprattutto va ad accelerare il riscaldamento più che creare temperatura maggiore, ma questo va e avanza. Ma ammetteva che già la natura in passato aveva portato a periodi di freddo, ma anche di caldo, di molto caldo. Ieri ti avevi ospite Tommaso, il ragazzo che ti aveva accennato prima, no? Come dire, sulla scorta di quel che ha detto Iannicelli, io iniziai a informarmi perché quei che sono i motivi umani, è chiaro, quel che è di sboscamento è la CO2. Io iniziai a informarmi, a leggere in tutti i vari siti, giornali, quali che può essere anche i motivi naturali che sta portando, forse, chissà, il riscaldamento nella Terra in questo periodo. E mi aveva colpito ultimamente che era uscito in molti siti e giornali l'ipotesi che l'attività solare, come nel passato, possa avere un suo peso, una sua influenza in questo riscaldamento globale. E ho fatto una domanda al tuo ospite Tommaso. Ho fatto 3 esempi di quelli che è, secondo quello che mi leggo, i motivi principali del riscaldamento: la CO2, il sboscamento e l'attività solare. Ho chiesto al tuo ospite, secondo lui, quali potrebbero essere le percentuali di questi motivi, unicamente per arrivare dopo ad andare a tarare in maniera giusta possibile lo sviluppo industriale, economico, sociale futuro
per fare in maniera che servirà sicuramente a ridurre quella che è l'attività umana che danneggia, ma anche per fare delle scelte industriali ed economiche che siano sostenibili dalla gente. Sostenibili in che senso? Che se mi so che una limitazione è giusta che debba farla, mi l'accetto. Se invece è vero che mi viene imposta, posso anche non accettarla. Ecco, mi sono rimasto un po' male ieri, quando il tuo ospite mi ha risposto, no, dicendo, secondo me il sole non conta nulla, ma ha detto, non esiste al mondo nessun scienziato o soggetto scientifico che si interessa di queste cose o che dice che è vero. Io ho pensato a una battuta, voto a vedere che mi ha fatto a me insaputo una flebo di vino, del prosecco, e ho visto gli angeli e i siti in internet. Cioè, come dire, un conto è che un ragazzo che è bravissimo, Tommaso, lui ragiona già in maniera futura, in maniera spaziale e senza problemi. Però voglio dire, un conto è dire mi ne sono d'accordo, come che diceva Iannicelli, un conto è semplicemente negare che esista questa faccenda. Lui diceva che non esiste nessuno che si interessa sulla questione solare o naturale, dice che la colpa è solo unicamente dell'uomo. Allora amico, da che dico, e sto finendo, a questi livelli qua è anche inutile parlare, discutere e confrontarsi, ma questo crea un doppio pericolo. Primo, è tutte le persone che vengono escluse, e saranno i futuri esclusi dalla società, cioè chi non ragiona in quella maniera deve prepararsi a essere escluso, i nuovi esclusi che ti chiamerai diversamente escluso, dico una battuta. Ma un'altra cosa, il tuo ospite poco fa ha detto che l'economia, il lavoro, l'artigianato, via parlando, ogni anno si rinnova, ma è vero, se noi se dobbiamo parlare del nuovo sviluppo dell'umanità, sviluppo industriale, tecnologico, sociale, scuole, via parlando, dovremmo ragionare tutti assieme. Deve essere che una persona che meno avrà problemi a riconoscere che sia più avanti di me nella conoscenza, però ascolti anche tutta la società e che non abbia un atteggiamento al limite dello spressante verso chi non ragiona come che ragiona lui. Perché sennò, se si va avanti, e questo vedo un po' troppo spesso ormai, e con questa chiusura, con questo arroccamento nelle proprie convinzioni e gli altri non capisce nulla, va a finire che dopo prevale quello che è il più forte, che non è detto che sia sempre quello che ha l'idea migliore, ma quello che riesce attraverso i social, via parlando, a convincere la gente che è giusto fare in questa maniera, quando invece è sbagliato. Cioè, bisogna che queste persone, che ripeto, meno ho nessun problema ad ammettere che sia nettamente superiore a me come conoscenza, ma deve essere più democratici, più umili e più aperti con la gente e discutere con loro. Cioè, non mi posso accettare che una persona che si informa, legge, interviste, via parlando sul discorso che anche il Sole ha la sua iniziativa e venga a spacciare che il fenomeno non esiste. No ragazzo, cioè, ho letto Iannicelli, che non è una persona che vive nei nuvoli, lo ha ammesso indirettamente, accetta di parlare con tutti, perché sennò ti va a spaccare, è il discorso degli orsi, in montagna, ti va a spaccare la società e alla fine ti crei di nuovi esclusi e ti dà spazio al più forte che dopo vince lui, e se vince quello che ragiona male e finisce male la faccenda. Ciao Mirella. Allora Vladimiro, io mi ricordo benissimo, in base alle teorie proposte, lui ha detto non ci sono certezze scientifiche, questo ha detto Tommaso, non ha contestato, lui ha detto in base agli studi che io ho fatto, visto che lui è veramente uno scienziato, e ha detto non ci sono certezze scientifiche che possono dire che il Sole fa questo. Questo è quello che ha detto Tommaso. Non si può essere d'accordo, si può essere d'accordo, ma il confronto, come fai tu Vladimiro, serve proprio a questo, a sentire le ambo le parti, dopo naturalmente ognuno fa le proprie valutazioni e decide a chi credere e a chi dire invece per me è sbagliato. Quello che però è importante
importante è capire l'attenzione anche a casa verso questi nuovi riferimenti. Si parlava di un ragazzo che manda i satelliti, ecco, nello spazio, perciò nuove tecnologie, nuova scienza, nuova ricerca, però prende a casa, sono curiosi, vogliono dire la loro, come abbiamo sentito. Questa curiosità dobbiamo ripagarla in qualche modo, come? Dando un'informazione corretta, quello che sta facendo anche lei col lavoro che fa, perché lei si occupa anche di cyber security e quindi è la sicurezza informatica. È un tema di estrema attualità. È un tema sul quale stiamo lavorando a vari livelli, insomma, per far rendere conto che è una nuova realtà che esiste. Noi ci portiamo, è cambiata nell'arco di qualche anno, è esplosa poi dopo il periodo del Covid, per varie ragioni sociali, e prima noi ci immaginavamo l'hacker, lo vedevamo nei film, no? Questo personaggio molto particolare, nascosto in chissà quale posto remoto con il genio della lampada, no? Che riusciva a fare queste cose incredibili. Oggi la verità è che hackerare è come strisciare una macchina, cioè nel senso, io vado tranquillamente ci sono dei servizi online che mi permettono di lanciare dei ransomware, di attaccare delle aziende, di fare delle cose anche senza avere delle competenze informatiche di livello. Quindi ormai è una possibilità, una tecnologia di accesso a tutti e soprattutto ha una grossa differenza rispetto al crimine come noi lo intendiamo, ed è che è impunito. Cioè non esiste ancora modo di riuscire a rintracciare in maniera sistematica chi commette questo genere di attività illecita. Quindi a volte anche giovani, anche insomma in vari paesi ci sono delle statistiche, si vede che sono più diffusi in certi paesi piuttosto che in altri, però anche in maniera magari inconsapevole commettono dei reati o mettono in seria difficoltà, io parlo del mondo soprattutto imprenditoriale ovviamente, imprese, aziende e via dicendo. E qui non ha più nulla a che fare la grande azienda perché c'è lo spionaggio industriale, esiste anche quel tipo di dinamica, ma esiste una schiera enorme di ragazzi che, come sui social fanno altri tipi di challenge, ok, più o meno sani, fanno anche questo. E ripeto, con l'agevolazione enorme dell'impunità e anche della facilissima accessibilità. Ecco, l'impunità, perché su fatti così gravi, perché veramente mettono in crisi istituzioni, veramente questi hanno il coltello dalla parte del manico e me lo gioco come voglio. Perché questa impunità, secondo lei, sapendo che è un fatto gravissimo e che può veramente distruggere dei sistemi che veramente molto complessi, che con fatica si sono messi in moto? Questo non è una volontà ovviamente, è una questione tecnologica, cioè la tecnologia oggi permette di avere questa impunità e quindi lo possono fare. Si cerca di combattere continuamente, c'è bisogno anche qui di una reale crescita tecnologica, di una diversa consapevolezza da parte degli operatori del settore come noi. Siamo molto più indietro rispetto a quanto avanza questo tipo di ricerca, ok? E quindi bisogna compensare questo gap, e poi bisogna che ovviamente anche paesi, nazioni, perché ci sono vari livelli che operano, ci sono appunto i ragazzi che ci giocano con delle cose che trovano su dei marketplace facilissimi, strutturati come Amazon, belli come Amazon, con il carrello, con tutto quanto, sono una cosa incredibile, si possono comprare dati, si possono comprare delle cose incredibili e al contempo però ci sono anche gruppi che a volte sono gruppi privati, a volte sono anche magari in qualche modo diciamo appoggiati da stati o da nazioni, ok, che vanno poi a fare questa attività. In molti casi sono vere e proprie aziende, cioè sono strutturate come un'azienda e quando per esempio ricevi un attacco, noi insomma abbiamo qualche professionista che si occupa anche poi eventualmente anche di trattare sui riscatti che vengono chiesti per cercare di ridurre al minimo il danno che ha il cliente. Tu hai dei riferimenti, vengono lasciati dei riferimenti e tu parli quasi come con un call center e quindi fai una trattativa come se facessi un acquisto di qualsiasi tipo. Però Baldasso, prima di dare la parola al nostro Renato da Chioggia, non è invece che si è sottovalutato il problema dei dati, i dati sensibili, con tutte queste cartine che ci troviamo nel portafoglio, vinci il bicchiere di plastica, ma dammi i tuoi dati, vinci il profumo, ma dammi i tuoi dati, cioè non è che si è incentivato in maniera negativa
arriva invece quella privacy che dovrebbe essere stata molto più rigorosa sui dati, che veramente sono i miei dati prima di darli. Cioè è troppo facile firmare in qualsiasi una carta, la privacy, ti do i miei dati, cioè per telefono ti arriva il messaggino, dammi che vinci. Cioè anche qua perché non si è stati, visto che siamo riusciti a vedere anche lontano grazie anche a voi, non si è fermato questo, questa privacy che dove si vuole c'è, dove veramente serve non c'è. No, aspetta, perché abbiamo Renato, se no mi cade la linea. Vai Renato! Signora, questa mattina lei sta svegliando tutte le persone che tacciono. Vorrei allacciarmi al discorso dei grandi gruppi, dei grandi gruppi che prendono le piccole ditte. Ma la piccola ditta soccombe anche perché il Biavarol di Semo, il nostro Biavarol del paese, soccombe perché paga le tasse molto più alte del grande gruppo che purtroppo fa la parte del leone e si mangia le piccole aziende. Questo è vero, basta guardare i supermercati, i grandi gruppi di catering che entrano dappertutto facendo il 2% di sconto nei ristoranti, nei locali, mentre il piccolo commerciante, la piccola bottega non ce la fa. Poi mi riallaccio al discorso dei giovani. Mia mamma da piccola mi diceva che ti vaghi a lavorare, Pantoni, bisogna che ti vaghi a lavorare. Ma al giorno d'oggi i genitori non mandano il figlio a fare il muratore, a mio figlio a fare il muratore. Mi conosco il politico che ti fa andare in comune. Ormai è tutto così, per quanto riguarda, ho visto che la sua trasmissione, signora, è seguita anche da gente molto culturata. Buongiorno a lei signora, grazie, buongiorno di nuovo. Grazie Renato, io cerco veramente di portare un'informazione corretta, importante, perché tutti abbiamo diritto di capire quello che sta succedendo nel nostro paese, nel nostro territorio. Prego Baldasso. Ma allora, diciamo che sulla domanda di prima, che poi possiamo anche ricongiungere un po' quello che diceva il signore adesso al telefono, io dico sempre che, e lo dico da operatore e da, insomma, ci vivo di questo, sull'altare della smartness, quindi della comodità, abbiamo immolato qualsiasi tipo di informazione. Perché? Perché ovviamente la comodità di avere tutte queste applicazioni, tutti quanti questi device, tutte queste cose interconnesse tra loro ci rende una vita più semplice, siamo molto più rapidi a fare tutta una serie di operazioni e quindi per avere in cambio di questa comodità abbiamo ceduto i dati. Ancora anni fa si capiva che il vero platino di questi tempi sono i dati, le società più importanti al mondo non sono quelle che detengono magari metalli preziosi o cose di questo tipo, ma detengono dati, informazioni. Però lei l'ha detto molto chiaro e l'ha spiegato bene, se qualcuno ce lo spiegava, questi prendono il carrello e fanno la spesa di dati. Avete capito cosa ha detto Baldasso? Nessuno ce l'aveva detto questo, perché non si può dire, non si può dire, sennò i dati non li ho più, io cerco di averne sempre di più, di moltiplicarli, di triplicarli, io non lo so, mi fido, ma me l'ha detto la commessa di, ma me l'ha detto il direttore di, intanto i miei dati chissà dove sono andati. I disclaimer che ci sono, che normano dove Parli dicono... semplice perché guardi che a casa non riescono a capire, giusto. Bravo Baldasso. Tutte le annotazioni, diciamo, quando diamo il consenso all'uso dei dati, no, ci sono scritte un sacco di pagine o anche sullo smartphone. Come Baldasso, talmente piccole che non riesci neanche, bravo, che nessuno legge. E loro lo sanno. Ovviamente vengono create ad hoc e poi esistono delle normative, comunque è stato fatto ovviamente anche a livello europeo, insomma è stata fatta questa normativa, però è anche vero che è un tema estremamente difficile e complesso da normare, nel senso che essendo molto complesso le falle sono semplici da trovare e conciliare anche interessi anche di varie nazioni, vari punti di vista, vari operatori economici, è veramente difficile dare una regola che tuteli effettivamente in maniera soprattutto percepibile da parte delle persone. Cioè è così complessa la materia che gli stessi addetti ai lavori fanno fatica a capire fin dove arriva la promiscuità. È complessa, Baldasso, oppure qualcuno vuole che rimanga complessa perché questi dati servono a tantissimi e non sono gli ultimi della classe quelli che gestiscono i nostri dati, sanno come sfruttarli e come adoperarli. Ecco, questo volevo sapere prima di lasciarla. Diciamo che ci sono punti molto contrastanti, ci sono interessi molto contrastanti e tutti comunque vogliono dati. Perciò li vogliono per scopi diversi, alcuni virtuosi, altri magari più
diciamo, personali oppure anche negativi. L'equilibrio di questo dovrebbero darlo le istituzioni, ma ripeto, è una materia sulla quale ci vuole molta competenza, ci vogliono degli organi deputati competenti ed è un equilibrio che probabilmente si troverà nel tempo. Grazie a Domenico Baldasso, Confartigianato Impresa Marca Trevigiana, grazie veramente anche per la semplicità con quale ha spiegato un tema così delicato, così difficile anche da capire, ma perché nessuno ce l'ha mai spiegato. Grazie Baldasso, pubblicità. Presento subito altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza l'avvocato Roberto Miotto, vice direttore Fondazione Centro della Famiglia di Treviso. Grazie veramente Miotto di essere qui con noi. Ecco, salutiamo che è a Torino collegata con noi la professoressa Franca Beccaria, sociologa e presidente Istituto di Ricerca Sociale Eclettica. Grazie veramente anche a lei professoressa, una voce fondamentale questa mattina. Poi vorrò anche un suo parere su quello stiamo cercando di mettere in piedi qui a Treviso, non nel nostro piccolo ma in un certo contesto molto ampio, perché dobbiamo arrivare ai ragazzi, ma per arrivare ai ragazzi dobbiamo arrivare alle famiglie. Senza le famiglie non arriviamo a niente. Dobbiamo smetterla di dire c'è la scuola c'è 5, 6, 4 ore al giorno, ma poi c'è la famiglia che in molti casi non c'è e non dobbiamo incolpare questi ragazzi se sono arrivati a un grido estremo e stanno veramente tirando fuori questa energia meravigliosa che hanno nella maniera più sbagliata. Non sono tutti, però il messaggio che sta passando, professoressa, è devastante. Sembra che tutti siano dei delinquenti, sembra che tutti siano veramente dei ragazzini da isolare, invece dobbiamo ascoltare, capire qual è il loro disagio. Prego professoressa. Grazie, intanto grazie per l'invito, è un piacere essere con voi e grazie soprattutto per questa bellissima introduzione che lei ha fatto, che mi trova totalmente d'accordo. Ogni volta che vengo invitata a parlare anche in contesti formativi di giovani, di adolescenti, mi trovo sempre a dover a chiedere di spostare il focus e l'attenzione sugli aspetti positivi. Purtroppo tutto il mondo adulto, quindi a partire da noi ricercatori, voi giornalisti, i decisori politici, gli educatori in generale, tendono a focalizzare l'attenzione sulla parte negativa, sulla parte problematica, che sicuramente c'è, non va negata, ma i giovani hanno tantissime risorse, abbiamo dei giovani meravigliosi che semplicemente si impegnano in maniera diversa, impegnano le loro vite e forse hanno anche dei valori diversi rispetto a quelli delle generazioni precedenti. Questo è sempre avvenuto, voglio dire, è naturale ed è fisiologico che ci si distingua rispetto alle altre generazioni, solo che noi siamo ormai in un periodo che va avanti da qualche decennio in cui i giovani vengono studiati anche e analizzati. Allora noi adulti tendiamo a giudicarli con i nostri occhi, con quello che noi eravamo da giovani, spesso anche dimenticandoci di tutte le cose che abbiamo fatto, magari non così belle di quando eravamo giovani noi, e quindi è una lente che dobbiamo davvero cambiare. E quindi vorrei però, prima di arrivare agli aspetti positivi, mettere l'attenzione un attimo su quelli che sono o possono essere gli elementi di preoccupazione che i giovani oggi ci danno. Allora, innanzitutto l'adolescenza. Che cos'è? È un periodo di formazione dell'identità. È un periodo anche che è caratterizzato naturalmente da un egoismo fisiologico. I ragazzi sono egoisti, ma è normale in questo periodo esserlo. Purtroppo si trovano a vivere un'adolescenza che è caratterizzata da un'assenza di prospettive. Tutto il mondo adulto manda loro un messaggio: voi non ce la potrete fare, non ci sarà lavoro,
quale che sia la scelta che voi farete di studio, di lavoro, non c'è lavoro. Se siete bravi dovete andare all'estero perché questo paese non vi dà la possibilità. Quindi questo è il messaggio che noi mandiamo loro. Pensate ad avere 15 anni, 16 anni e avere un intorno, un contesto che è quello della famiglia, dei media, della società, che ogni giorno ti dice questo. Certamente non è molto positivo. Poi abbiamo un altro aspetto che è la ritardata autonomia. Noi abbiamo ormai ragazzi che stanno a casa fino a 30 anni, 35 e continuiamo a chiamarli ragazzi. Ma questi sono giovani adulti, possono già dirigere delle imprese a 30 anni e noi ancora li chiamiamo quasi adolescenti. E qui c'è una responsabilità grande della società che non offre opportunità, ma anche dei genitori che tendono a lasciare andare i figli solo quando c'è una sicurezza. Ma i figli possono anche uscire da casa quando ci sono delle incertezze, quando hanno dei lavori a tempo determinato, quando hanno dei lavori occasionali, sperimentare la loro autonomia. Quindi questi sono due elementi che io vorrei sottolineare di quello che è l'adolescenza e l'adolescenza prolungata di oggi. Poi ci sono gli aspetti critici. Se no non ce la facciamo, professoressa, sentiamo anche l'avvocato Miotto, visto che parliamo di adolescenti, ma parliamo di famiglie, queste famiglie che si devono impegnare, questi genitori che devono imparare a dire anche qualche no, perché il sì è facile, ma è il no che diventa difficile, perché il no diventa impegnativo, diventa molto impegnativo per il genitore dire no, perché devi metterti in gioco, devi spiegare questo no, mentre il sì va bene, perché il sì, con il sì hai risolto tutto. Prego, avvocato. Ho sentito chiaramente degli interventi molto illuminati e illuminanti, ritengo, proprio perché le famiglie e i giovani in questo momento preciso stanno proprio vivendo questi tipi di difficoltà. Da una parte abbiamo i giovani che spesso sono poco stimolati o comunque vengono già giudicati a prioristicamente senza insomma avere la possibilità di avere comunque invece della fiducia nel futuro e anche nelle prospettive futuro, ma anche in loro, perché chiaramente noi in una società civile in prospettiva non può non contare e non può avere fiducia sui giovani, perché altrimenti sarebbe una società civile che avrebbe ben poco da sperare nel futuro. Dall'altra parte abbiamo effettivamente delle problematiche in termini comunque familiari per quanto concerne l'aspetto educativo. E questo appunto chiama le famiglie ad essere sempre più vigili e a cercare di assumersi un po' questo impegno educativo nei confronti dei figli. Purtroppo molto spesso si assiste e si pretenderebbe che organismi esterni, che la scuola piuttosto che altri enti o altri soggetti si occupino dell'educazione, però noi non dobbiamo dimenticarci che invece il luogo primario, il luogo fondamentale per sviluppare un'educazione in termini di genitorialità è chiaramente la famiglia. Però da questo punto di vista la famiglia deve essere a sua volta aiutata, perché purtroppo, e dopo chiudo, non possiamo dimenticare che molto spesso anche l'evoluzione stessa della famiglia ha fatto sì che entrambi i genitori spesso non possano contare su un tempo effettivo. È vero che il tempo deve essere qualitativo e non quantitativo, però è vero anche che molto spesso il tempo non c'è e in questo senso dovremo pensare anche in termini normativi in maniera diversa per cercare di permettere la conciliazione, ad esempio, tra quello che è il lavoro e quella che è la famiglia, per fare in modo quindi che si raggiunga effettivamente e si sviluppi effettivamente l'educazione all'interno della famiglia. Allora, io tornerei a questo bellissimo passaggio che ha fatto la professoressa Beccaria parlando dell'adolescenza. Questi adolescenti che hanno dei messaggi devastanti, nascono con delle guerre vicinissime, hanno dei messaggi, guardiamo, non so, la mostra del cinema a Venezia, queste attrici, questi vestiti, questo lusso sfrenato, questo orologio da 400.000 euro, messaggio: se devi uscire devi essere perfetto, però perché io ti guardo che sono un tuo amico e se sei vestito male, se non hai la scarpa firmata, non puoi far parte del gruppo perché ti divento bullo e ti derido.
Anche una volta c'erano i bulli, anche una volta si usavano i coltelli a scuola, mi ricordo benissimo, li avevano, però al massimo facevi la freccetta. Adesso c'è qualcosa che manca. E cos'è, a mio avviso, professoressa? È l'ascolto a questi ragazzi. Questi ragazzi vogliono essere protagonisti. Loro stanno cercando di dire: ascoltateci perché noi ci siamo, datemi dei giochi importanti che noi vogliamo imparare. Ma quali giochi diamo noi? Si fa poco sport, a scuola in Italia 2 ore solo di sport, per fortuna sono diventate 2 ore. Il dopo scuola costa tantissimo se lo vuoi fare, perché non c'è il dopo scuola, devi iscriverti a qualcosa, stipendi bassissimi, ho un banco alimentare, professoressa, so di cosa parlo. Adesso devo dare gli zaini, i colori, ma lo sa che mi dicono: guarda Mirella, che non sono i colori che... No, mi vergogno andare a scuola con questi colori. Capite che già da piccoli si inizia a parlare di questo. Io guardo con tenerezza questi bambini, sono bambini che già capiscono che non sono all'altezza dei loro compagni. Ma stiamo scherzando, professoressa? Ma qual è allora il messaggio che dobbiamo dare al genitore che non ce la fa a prendere lo zaino firmato, la scarpa firmata, deve arrivare per mezzo di altri se vogliono? È questo il messaggio devastante. Io li guardo da piccoli, loro sono neri, gialli, viola, si prendono per mano, giocano, non conoscono la lingua, li ho messi assieme, loro si divertono, non si capiscono ma giocano. Ecco, forse abbiamo tolto il gioco, il relazionarsi, ascoltarli, lasciarli liberi. Prego, professoressa. Ha dato così tanti spunti che spero di riuscire a cogliere. In qualche modo ha posto la domanda e ha dato già tante risposte. Veramente complimenti per questa lettura molto approfondita e molto seria del fenomeno. Ma allora, sicuramente abbiamo tolto tanto a questi ragazzi e ai bambini, a cominciare dai bambini. La famiglia può fare molto, però io vorrei fare un passo indietro. Allora, noi oggi abbiamo 2 tipi di famiglie sostanzialmente, ma anche di più, ma su cui dobbiamo focalizzare l'attenzione. Le famiglie, quelle benestanti, ceto medio, ceto alto, che rischiano in molti di alimentare il complesso dell'imperatore, cioè quello che l'avvocato Miotto prima ha detto, cioè le famiglie, o forse l'ha detto lei, non ricordo, faticano a dire dei no. Ebbene, questo è assolutamente vero, oggi è molto difficile, lo è difficile anche rispetto agli acquisti, al fare in modo che il proprio figlio non si senta diverso dagli altri. Ma non solo, questi no non si dicono sugli acquisti, ma non si dicono su tutta una serie di altri aspetti della vita, e soprattutto i figli si difendono ad oltranza, ossia abbiamo assistito, vi ricorderete, recente il caso della ragazzina, io poi non lo conosco in profondità, ma che è stata bocciata alle medie e c'è stato un ricorso al TAR vinto dai genitori. Abbiamo genitori che giustificano dei ragazzi che picchiano e uccidono una capretta, cioè abbiamo un numero consistente di famiglie che non ha dei problemi economici, non ha dei problemi appunto a soddisfare i figli, ma esagera dal lato opposto, cioè i figli diventano appunto degli imperatori, ciò che una definizione data dagli psicologi, il complesso degli imperatori. Spesso gli stessi genitori, volendo essere amici dei figli, non essendo in grado di dire dei no, si comportano come adolescenti. Se abbiamo mamme che si vestono come le figlie, anche quando magari non avrebbero più, come dire, l'età per farlo, pensano di essere amici, quindi instaurano una relazione di tipo amicale e non di tipo educativo. Allora abbiamo bisogno di genitori autorevoli che sappiano dire di no, questo è un aspetto fondamentale. Dall'altra parte abbiamo famiglie, e a questo, scusate, il primo gruppo di famiglie, poi abbiamo genitori che caricano di ansie di prestazione i ragazzi, facendogli fare 1000 corsi, devono sapere l'inglese già da quando hanno 2 anni, devono fare tutti gli sport possibili, ovviamente suonare tutti gli strumenti musicali possibili, quindi caricano le famiglie
un'ansia prestazionale a questi ragazzi fin da bambini, ovviamente ancora di più quando sono adolescenti. Ma poi abbiamo tutta una parte consistente e in aumento di famiglie che non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Queste famiglie sono in situazioni di povertà economica, spesso anche di povertà culturale. Sono famiglie che hanno bisogno di sostegno da tanti punti di vista. Vivono in quartieri deprivati, e di questi giorni su tutti i giornali ormai l'episodio di Caivano, ma che è emblematico. Non esiste in Italia un unico Caivano, esistono tanti sobborghi di città in cui i bambini e gli adolescenti vivono in una povertà culturale ed economica molto importante, che li segna tantissimo. E questo però è responsabilità non della famiglia o non solo, ma del contesto. Noi dobbiamo comunque offrire dei luoghi dove i ragazzi possano stare e crescere e ricevere dei messaggi positivi ed impegnarsi in attività positive. Ne abbiamo tantissimi ragazzi che realizzano dei progetti anche di impegno sociale e politico importanti. Ecco, questo va valorizzato. Sono d'accordissimo, professoressa, la ringrazio di quello che ha detto, anche se devo dire la verità, la politica dovrebbe aiutare in questo, dovrebbe aiutare queste associazioni di volontariato, farle entrare più nella scuola, far capire che c'è un altro mondo, c'è un mondo bellissimo, perché questi ragazzi ci sono, quando veramente ci sono queste grandi catastrofi, anche nel nostro paese, sono i primi a partire i ragazzi, nessuno gli dice di vieni, loro partono perché sentono che è un'esigenza, loro lo sanno, è che non si fidano più, perché quando si sono fidati sono stati traumatizzati. Guardiamo, abbiamo ancora questi minori nelle carceri e abbiamo visto come sono le carceri nostre, stiamo parlando di minori, e poi abbiamo i veri delinquenti fuori, professoressa, questo è il dramma del paese. Veramente assieme, a mio avviso, e qui chiedo all'avvocato Miotto, bisogna fare squadra, sindaci, professori, società civile, dobbiamo metterci assieme, basta con i campanilismi, perché facciamo solo del male a questi ragazzi, a questi bambini. Ma come la ginnastica me la insegni, abbiamo sentito ieri, a 8 anni, ma insegnamela prima, già all'asilo, a 6 anni sono già grande, riesco a fare delle cose incredibili, tanto è vero che gestisco il cellulare, a 6 anni vuoi vedere che non riesco a fare ginnastica? No, perché costa troppo. Ecco, i costi, in base invece alle esigenze che abbiamo per far crescere questa nuova società, questi bambini che non hanno più la fortuna di vedere quello che abbiamo visto noi, dagli insetti agli animali, a questo ambiente deteriorato, marcio quasi. Ecco, vogliamo capire che forse anche noi dobbiamo fare squadra, come dire la professoressa, che non c'è solo la scuola, la famiglia, ma ci siamo anche noi, ecco, una società attiva che si deve impegnare. Prego. Beh, avete detto, chiaramente avete anticipato quello che volevo anch'io sottolineare, cioè questo aspetto importante, no? Siamo tutti chiamati, chiaramente la famiglia ha le sue responsabilità, ma abbiamo anche la fortuna di poter godere anche del terzo settore, abbiamo la fortuna di godere anche di altre realtà, e se capiamo l'importanza di sederci allo stesso tavolo, di confrontarci, di capire che cosa serve effettivamente per i nostri figli, è chiaro che questo è un valore aggiunto. Ma io sono anche dell'idea che fortunatamente, anche parlo a livello territoriale, ho potuto sempre constatare comunque anche in termini diciamo di amministrazione la massima disponibilità anche di molti sindaci in questo senso nel cercare di sedersi al tavolo e discutere indipendentemente un po' da quelle che sono le idee politiche, perché qui le finalità vanno oltre, sono molto più importanti, perché stiamo parlando del futuro dell'Italia, del nostro paese, e senza giovani il nostro futuro purtroppo è compromesso, sia in termini chiaramente di sostenibilità del sistema, ma proprio in termini di
Immaginiamo, cioè io quando penso dei giovani penso ad esempio all'innovazione, alla capacità di innovare, alla capacità di introdurre quei nuovi strumenti che sono utili per il paese, per progredire, per andare avanti. Penso a tantissimi aspetti positivi su cui dovremmo e su cui i giovani dovrebbero poter contare sul territorio. Ma come diceva giustamente Mirella, molto spesso questo non avviene perché comunque in termini più ampi, in spettri più ampi, anche in termini politici, si vede che c'è difficoltà nell'investire nei giovani. Purtroppo questa è una realtà, indipendentemente... O nella famiglia, nella famiglia, perché chiaramente l'aspetto delle politiche familiari, cioè noi dobbiamo capire questo, la famiglia deve essere considerata un soggetto, un capitale sociale. Cioè non è che deve venire alla luce solo come soggetto che ha bisogno e quando si trova in determinate difficoltà. No, la famiglia è un capitale sociale sul quale investire. Noi dobbiamo pensare già a questo, cioè avere fiducia della famiglia, perché la famiglia ha delle competenze che sono trasversali, che incidono su diversi settori, a partire chiaramente anche a quello educativi dei figli. Ma immaginiamoci l'aspetto, cioè un individuo, un giovane, cresce e si valorizza all'interno della famiglia, quando gli vengono trasmessi determinati valori, quando comunque il figlio ha la capacità di assumersi la responsabilità e l'autonomia. Cioè noi dobbiamo renderci conto che è la famiglia che permette chiaramente, e dovremo, da questo punto di vista colgo lo spunto comunque anche della professoressa che dice che comunque la famiglia ha anche l'onere o dovrebbe avere l'onere di accompagnare i figli. Io parlo da padre, mi rendo conto che non sia facile, ma il nostro compito di genitori è quello di accompagnare i nostri figli all'autonomia il prima possibile. Non dobbiamo pensare di in qualche modo riuscire sempre a sovrastarli o a controllarli. Noi dobbiamo spingerli all'autonomia e alla responsabilità. Avvocato, che sono un po' stanca di sentire la parola autonomia e sentire molto poco la parola inclusione. Ecco, io veramente faccio fatica a capire perché noi iniziamo a fare inclusione. Pensi professoressa che ho fatto un incontro con i CEUD, con le persone diversamente agili come li chiamo io, e c'era un rappresentante avvocato della consulta studentesca di Treviso, provinciale. Alla mia domanda, con tutti i CEUD presenti, che è stata: mi spieghi per te cosa sono i CEUD? Sa cosa mi ha risposto, avvocato? Presidente della consulta provinciale: residenze per anziani. Cioè lei capisce che queste persone meravigliose, con le quali io cerco di far capire che forse siamo noi i disabili e non loro, che prima li chiamavamo mongoloidi, poi li chiamavamo handicappati, disabili, diversamente abili. No, sono persone che hanno un nome e un cognome e hanno una potenzialità enorme. Potrebbero fare dei lavori meravigliosi e no, avvocato, si devono tenere da parte. Ecco qua la famiglia. Il mio bambino non può giocare con l'handicappato perché così vengono chiamati. Il mio bambino non può vedere il drogato, stare vicino al drogato perché è un miserabile, ci mancherebbe. Ecco, questa parola inclusione, professoressa, vogliamo iniziare a usarla, a partecipare, a metterci assieme e a valorizzare queste figure che già la vita li ha tanto piegati, eppure sono sempre col sorriso, che ti abbracciano, che sono disponibili e se gli dai un lavoro lo fanno in maniera incredibilmente bella. Prego, professoressa. Ma assolutamente sì, l'inclusione sarebbe uno dei pilastri, no? di una società sana, dovrebbe essere. Io credo che però in questo senso la scuola possa fare molto. Lei ha centrato molto l'intervento sulla famiglia, io concordo e appunto ne ho parlato prima. Vorrei spendere due parole su quello che la scuola può fare per l'inclusione in senso proprio ampio a 360 gradi, come l'ha indicato lei. Oggi la scuola italiana
purtroppo a macchia di leopardo, ma ha delle possibilità, soprattutto a partire dall'infanzia e dalla primaria, di inserire dei programmi di promozione del benessere del bambino. Cosa significa promuovere il benessere del bambino oggi e del ragazzino? Significa sostanzialmente, attraverso dei giochi, attraverso delle attività fatte dagli insegnanti, non dagli esperti, insegnanti formati, si può lavorare sulle life skill, su quelle competenze di vita, si chiamano così in inglese perché le ha definite a livello ufficiale l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma in italiano le possiamo chiamare competenze di vita. Significa dare degli strumenti ai bambini per gestire aspetti emotivi, relazionali e cognitivi in maniera positiva. Questo è quello che facciamo noi naturalmente nell'educare i nostri figli, nel crescere i nostri figli. Se questo viene integrato a scuola con dei programmi che ci sono e poi ve li accenno, questo va anche a supportare la famiglia, perché questi programmi prevedono anche degli incontri di formazione, di sensibilizzazione e di accompagnamento con le famiglie. Allora, se noi mettiamo insieme la scuola e la famiglia, ma a partire dai primi anni della scuola, non dalle superiori, alle superiori possiamo fare altri tipi di interventi. Ma questo, insegnare le competenze di vita o comunque accompagnare ad acquisire delle competenze di vita si deve fare fin da bambini. La vostra regione, che io conosco abbastanza bene perché per ragioni di lavoro ho accompagnato alcuni progetti che sono realizzati proprio in Veneto, ha introdotto per esempio una bella collaborazione tra la sanità, la sanità a livello regionale e locale, quindi provinciale, tra sanità e scuola, proprio su progetti di promozione del benessere dei ragazzi. Ha un centro che si chiama Cadotta in provincia di Vicenza che lavora, che ospita decine, credo centinaia di ragazzi e di insegnanti per promuovere proprio il benessere, per prevenire, per introdurre delle attività che prevengono dei comportamenti a rischio. Avete introdotto a livello regionale un programma nazionale che si chiama Diario della Salute, che è basato proprio sulla trasmissione delle competenze di vita di cui vi parlavo prima, le famose life skill. Ecco, io penso che la scuola possa fare molto e sta già facendo molto. Qual è il limite? Il limite è che non viene fatto, questi tipi di interventi non vengono garantiti a tutti i bambini, a tutti i ragazzi e a tutte le famiglie. Questo per me dovrebbe essere un diritto costituzionale, cioè in qualsiasi scuola italiana io mandi il mio figlio dovrei poter trovare questo tipo di accompagnamento e di formazione, io come famiglia e il mio bambino come alunno. Però mi dispiace dirglielo, professoressa, tante belle iniziative, tanti bei progetti, ma sulla carta. Quando io vado nella realtà, io è la prima volta che lo sento, e sì che ho avuto ospiti, tantissimi ospiti nell'anno 2022, 21, 20, 2023, ma io di queste cose non l'ho mai sentite. Lei, avvocato, era a conoscenza di tutte queste cose? Allora, non ero pienamente a conoscenza. Meno male che dice la verità, grazie avvocato Miotto. Di quello che diceva la professoressa, però so che ci sono molte scuole e ci sono molti istituti che si impegnano anche dal punto di vista formativo, anche proprio in termini di inclusione. Che si impegnano o che vorrebbero impegnarsi? No, anche che si impegnano concretamente con alcuni progetti, anche perché ritengo che l'aspetto proprio pratico e chiaramente non potenziale ma proprio concreto, proprio vissuto in questi termini, possa veramente essere molto più educativo di qualsiasi altro tipo di esperienza. Sì, ma per fare questo, avvocato, mi scusi, ho bisogno di persone competenti, di persone preparate. Bravissima. E quelle mancano, basta sentire cose come siamo messi con gli insegnanti di sostegno ogni anno, che sono fondamentali non per quella persona ma per la classe, per la scuola, perché io sono stanca di sentire che l'insegnante di sostegno è per la persona, per la bambina, il bambino, no, è per la classe, per la scuola l'insegnante di sostegno. O sbaglio, professoressa?
Assolutamente sì, ma infatti ringrazio l'Avvocato perché i programmi che io ho citato, e l'ho detto e voglio sottolinearlo, purtroppo sono applicati a macchia di leopardo, anche da voi sicuramente. Ciò che io volevo dire è che abbiamo delle opportunità, ma ovviamente c'è un problema di risorse, c'è un problema di risorse nella sanità, c'è un problema di risorse nella scuola e c'è un enorme problema di risorse nel sociale. Quando io facevo riferimento a quartieri degradati in cui veramente l'unico intervento possibile è portare cultura, momenti aggregativi e personale competente, educatori di strada sul territorio. Non ci sono altre strade. Certamente migliorare la situazione economica delle famiglie, ma qui torniamo sul piano della politica. In Italia le iniziative su questo, appunto, mi permetto di non essere d'accordo con lei, nel senso che le iniziative ci sono delle persone formate e competenti che possono trasmettere delle competenze, ma manca la volontà politica di utilizzare i soldi in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Lei prima ha fatto un esempio secondo me fondamentale, quello dei degli adolescenti, dei ragazzi, dei giovani in carcere. Allora, il carcere, ce lo insegnava il mio omonimo Beccaria, Cesare Beccaria, deve avere una natura riabilitativa. Se noi non recuperiamo questo, non serve mettere dei ragazzi in prigione, in carcere, perché li troveremo più delinquenti di prima. Allora, queste sono scelte di tipo politico. Sappiamo che la borsa, i cordoni della borsa sono stretti, i soldi sono pochi, ma sono scelte che dobbiamo fare. E purtroppo da molto tempo nel nostro paese tutti questi aspetti, la scuola, la sanità e il sociale, vengono penalizzati a livello economico. Grazie, sì, chiudiamo perché siamo proprio in chiusura. Allora, grazie alla professoressa Franca Beccaria, sociologa e presidente Istituto di Ricerca Sociale Eclettica. Però, cara professoressa, se la politica non mi dà la possibilità di intervenire economicamente, perché parte tutto da là, io con tutti i miei progetti li lascio là perché non posso realizzarli. Prego, sì. Avvocato, grazie professoressa, veloce avvocato. È stato un piacere professoressa. No, semplicemente volevo dire questo, che è chiaro che l'aspetto delle risorse è fondamentale. Colgo l'occasione proprio per citare una ricerca che come Osservatorio sulla natalità e famiglia abbiamo svolto e abbiamo pubblicato di recente, nella quale comunque è emerso che tutti i comuni che sono stati presi in considerazione quasi tutti i comuni fanno politiche familiari. Il problema però è che gli aspetti diciamo più complessi sono legati alla mancanza di risorse, alla mancanza del personale e alla mancanza di verifica, perché purtroppo anche l'assenza del personale non permette anche di verificare poi l'efficacia delle politiche che vengono adottate. Purtroppo questo è un aspetto difficile, ma anche questo noi dobbiamo sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, nel senso che, bene, prendiamo atto che le istituzioni hanno oggettivamente delle problematiche in termini di coperta corta. Allora noi dobbiamo pensare a delle alternative. E io dico sempre, e come osservatorio lo pensiamo spesso, ci sono altri soggetti che possono entrare. Io prendo ad esempio in considerazione i nostri imprenditori. I nostri imprenditori avranno sicuramente, potranno avere nel futuro un ruolo fondamentale nel sociale. Sono d'accordo. Assolutamente fondamentale, proprio perché le istituzioni oggettivamente non ce la possono fare. Grazie anche all'avvocato Roberto Miotto, vice direttore Fondazione Centro della Famiglia Treviso, grazie ancora alla professoressa Franca Beccaria, grazie tantissimo a voi, La Posta di Mirella. Permit me to present my conception of a prologue to the Four Horsemen of the Apocalypse. Scene, a wicked little cantina in the slums of Buenos Aires. Enter Julio.